Buonasera, sono Daniela del Comitato Noi Gessilicqua che ha organizzato per oggi in questa sala Villa Cidro questa piccola assemblea informativa. Naturalmente l'abbiamo organizzata assieme al supporto di altre organizzazioni che saluto ovviamente immediatamente, Progetto Comune, un'associazione di Villa Cidro, il Comitato Rifiuti Zero, CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, il gruppo consigliare Altra Politica, il WWF nella persona di Mauro Gargiulo qua come relatore, il Comitato Non Bruciamoci il Futuro, No Mega Centrale, SOS Sardegna, No al progetto Eleonora e ovviamente i movimenti politici, Sardegna Libera nella persona di Claudia Zuncheddu, consigliera regionale, e Progress che oggi ci garantisce questa diretta net. Naturalmente ringraziamo anche Don Corrado che ci ha concesso questa sala. Allora, noi ci troviamo qua come movimento, assolutamente un movimento civile, un comitato, vista l'emergenza che si sta verificando in quest'ultimo periodo, che vede il Medio Campidano, e non solo, come ben sapete anche grazie alla questione del progetto Eleonora di Arborea, al centro diciamo di una, io la chiamo speculazione energetica nella nostra zona, ovvero si sta tentando con una marea di progetti, siamo attualmente a 9 progetti nel nostro territorio, di sfruttare con la geotermia e con gli idrocarburi il nostro sottosuolo. Ovviamente questo a noi ci ha aperto gli occhi questo dicembre con un'assemblea che si è tenuta a San Luri da parte del Comitato Eleonora. Siamo stati informati del fatto che anche per il Medio Campidano si verificava la stessa situazione, ovvero ci sono sempre delle ditte, delle industrie che intendono sfruttare il nostro territorio. Inizialmente si è partiti con la Saras che proponeva il progetto IGIA, il progetto Siliqua per geotermico e per idrocarburi e poi si è andata avanti con altri progetti. Adesso vi passo un attimo la parola a Giordano che magari vi spiega nell'ordine quali sono questi progetti e poi andiamo avanti a spiegare un po' più tecnicamente le cose. Grazie. Buonasera. Buonasera. I progetti che riguardano la Sardegna comprendono quella che voi vedete come l'unica zona pianeggiante che abbiamo nella nostra isola e vanno dalla zona di Uta fino appunto al Golfo di Oristano con Arborea. Questi sono i progetti di ricerca per idrocarburi e geotermia. Non so se c'è qualche agricoltore in sala, però abbiamo fatto un conteggio, ci siamo spaventati, sono 1331,5 km quadrati. Non so adesso quanti ettari sono, però mi spavento. Per cento, quindi sarebbe 1.331.000 ettari? Spero di aver sbagliato. Vogliamo sbagliare? Come vedete ci sono tanti e diversi progetti che riguardano diverse aziende. Nel nostro territorio sono 3 e in cima alla classifica forse penso che ci sia proprio Villa Cidro con 5-6 progetti contemporaneamente, se non 7 addirittura. Questo è uno dei primi, faremo una carrellata, poi lasceremo gli aspetti un pochino più tecnici agli altri esperti. Questo è il progetto di ricerca che è denominato Guspini. Il proponente è la Tosco Geo SRL, ne ha diversi più o meno quasi simili come estensione. Comuni interessati: Villa Cidro, Conosfanarica, Vallermosa, Villa Sor e San Gavino Monreale. Come vedete prende in mezzo Guspini e tutto il territorio, più o meno un rettangolo, tutto un territorio. Ancora, sempre della Tosco, il progetto Sardara, quello che riguarda anche il nostro paese, il paese di San Luri, sconfina addirittura anche nella provincia di Oristano con Gono Stramazza, comprende appunto Colinas, Luna Matrona, San Gavino Monreale, San Luri, Sardara, Siddi e Villanova Forru per 85 km quadrati di estensione. Progetto San Gavino, proponente sempre Tosco Geo SRL. La Tosco ha 4 progetti diciamo più o meno nel Medio Campidano e altri 2 nell'Oristanese.
Non ce li abbiamo qua, sono il progetto Fordon Janus e il progetto Lastra. Questo è il progetto che vi riguarda, che avete l'onore di avere il nome, progetto Villa Cidro, sempre per risorse geotermiche, sempre della Tosco. Villa Cidro, Gonos Fanadica, Valle Hermosa, Villa Sore, San Gavino Monreale, è un po' il progetto capofila con 160 km quadrati. Non so se notate, se si veda bene la mappa, prende completamente Villa Cidro e Gonos Fanadica e anche gran parte delle montagne. Una cosa che sinceramente mi ha lasciato un pochino perplesso. Questo invece è il primo progetto da cui è nato anche il comitato, sempre a seguito della Saras. A dire il vero è un doppio progetto, ha due facce. È un progetto, è nato per idrocarburi e ha un'estensione immensa che è partita da 187 km quadrati nel 2010, si è allargata a 618 km quadrati nel 2012, comprendendo tutti i territori che vedete inseriti, addirittura anche San Luria e San Gavino Monreale, questo per gli idrocarburi. Mentre invece il progetto per risorse geotermiche ha lo stesso nome, rientra sempre all'interno dello stesso territorio. Nell'ultima conferenza di servizi hanno delineato il territorio, è diminuito passando da 187 km quadrati a 127 km quadrati, escludendo i comuni di Villa Cidro e San Massi. Questo per quanto riguarda la geotermia. Per quanto riguarda gli idrocarburi, ancora tutto il territorio di 618 km quadrati è ancora identico. Questo invece è l'ultimo progetto, è il progetto concorrente della Saras, progetto Siliqua della Geoenergy. Come vedete più o meno il territorio è simile, comprende in più Valle Hermosa e Siliqua e il lago Cigerri, però arriva sempre fino al territorio di Decimo Mannu e Uta e anche Decimo Puzzu. Abbiamo avuto un incontro con la Saras 2 giorni fa a Decimo Puzzu. Non è stato molto bello, anche per quanto riguarda la presa di posizione del comune di Decimo Puzzu. Speriamo che cambi idea. I comuni interessati dalla Geoenergy sono sempre Villa Cidro, Serramanna, San Massi, Villa Sor, Valle Hermosa, Decimo Puzzu, Decimo Manno, Villa Speciosa, Siliqua e Uta, per un'estensione di quasi 300 km quadri. I metodi di trivellazione, ci sono dei progetti che vanno dai 2 km in giù nel sottosuolo, incontrando tutti i vari strati sedimentari e le falde. Questo è un dettaglio del progetto Siliqua. Come vedete arriva fino a 2 km appunto nel sottosuolo, questo per la geotermia. Questo è uno dei possibili pericoli delle trivellazioni che si è già verificato, si è verificato anche in Italia, nel Veneto, la subsidenza, l'abbassamento del terreno dovuto comunque all'abbassamento dei liquidi comunque nel sottosuolo. Per quanto riguarda l'Europa, qui parla della Francia, l'Europa dovrebbe aver messo al bando questi metodi di trivellazioni troppo invasivi che comunque possono inquinare gravemente anche le falde acquifere. Questa è la Francia, notizia del 1 luglio 2011. Il governo francese ha deciso e ufficializza la notizia: blocco definitivo dalla pratica del fracking per la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale, che da molte parti è ancora considerata una tecnologia in grado di offrire la possibilità di salvarsi per il superamento del picco produttivo delle attività di estrazione. La notizia è stata resa nota dall'agenzia Bloomberg, che riprende una dichiarazione del ministro dell'ambiente francese. La Francia non è pronta a esplorare le proprie riserve di Shell Energy finché non verranno inventate nuove tecnologie che rimpiazzino il fracking. In molti casi l'inquinamento è irreversibile. Il fracking è e rimarrà al bando in Francia, anche se ad oggi è il solo modo di produrre shale gas. Il dibattito era incentrato su una tecnologia che ancora non esiste. Una nuova tecnica non è ancora stata scoperta. Quindi io non so se in Italia siamo ancora più avanti dell'Europa, del mondo. Penso di no. Questa è la Bulgaria, vedo un pochino più veloce. La Bulgaria vieta il fracking, la tecnica estrattiva che inquina e uccide, sempre del 2012.
La tecnica della fratturazione idraulica è dannosa per varie ragioni, consuma acqua, inquina le falde acquifere e potrebbe contribuire a generare terremoti. La Bulgaria si aggiunge alla lista di paesi che vietano il fracking. La fratturazione idraulica come tecnica estrattiva di petrolio e gas naturale. Con 166 voti a favore e 6 contrari, il Parlamento bulgaro ha deciso di dare ascolto alle proteste dei cittadini e proibire la tecnica, fra le più inquinanti e dannose per l'ambiente e la salute. Maggioranza quasi bulgara, appunto. Questa è la Germania. La Germania è abbastanza famosa per lo sfruttamento comunque delle sue risorse, ma non per questo non ci deve stare attenta. Nessuno via libera in vista per il fracking, la fratturazione idraulica del gas di scisto in Germania. Lo ha assicurato ieri il ministro dell'ambiente Peter Altmaier nel corso di un'intervista alla radio. Ma non solo, secondo il ministro il fracking andrebbe ostacolato. Il messaggio è che vogliamo limitare il fracking, non facilitarlo, e in ogni caso non vedo un futuro in cui il fracking sia utilizzato in alcun posto all'interno della Germania. Non c'è futuro, mentre invece noi la portiamo come qualcosa di innovativo. Queste sono un paio di notizie che abbiamo recepito recentemente. Uno studio dell'Università dell'Oklahoma, in cui c'è stato un terremoto, in cui rende proprio ufficiale che c'è una correlazione tra la causa del terremoto che c'è stato e le tecniche di estrazione, di sfruttamento delle risorse. Questo ancora più recente, 4 luglio, sono 2 giorni fa, terremoto in Olanda causato dall'estrazione di gas. Nuova scossa sismica in Olanda, nella zona di Groningen, dopo la lunga serie di terremoti che ha interessato la regione lo scorso febbraio. Nella notte di mercoledì un nuovo sisma di magnitudo 3.0. Vado avanti, vi leggo soltanto questo passaggio. Lo scorso aprile la compagnia petrolifera olandese aveva ammesso di essere la causa scatenante di questi terremoti, stanziando 100 milioni di euro di compensazione per tutti i cittadini che avevano riportato danni a seguito delle ultime scosse. Ufficiale, lo dicono loro stessi. Questo sempre sull'Oklahoma, ho postato la traduzione. Gli scienziati hanno collegato, questa è la Columbia University, hanno collegato il più grande terremoto avvenuto in Oklahoma allo smaltimento delle acque da produzione di petrolifera, aggiungendo altre prove che possono condurre ad una regolamentazione del fracking per petrolio e gas. Il terremoto di magnitudo 5.7 nel 2011 ha seguito un aumento di ben 11 volte l'attività sismica in tutta la zona centrale degli USA negli anni recenti, mentre venivano perforati pozzi di smaltimento per gestire l'aumento di acque reflue dal fracking. I ricercatori dell'università, della Columbia University, dell'US Geological Survey, che hanno pubblicato la loro ricerca sulla rivista Geology, sostengono che i risultati evidenziano il rischio a lungo termine che pongono le migliaia di pozzi e mostrano la necessità di monitoraggio migliore e la supervisione del governo. Vado un pochino avanti. I ricercatori avevano già avvisato un anno fa che l'aumento dei terremoti negli stati centrali era quasi certamente di origine umana. Per 3 decenni, fino al 2000, gli eventi sismici della zona ammontavano a circa 21 l'anno. Nel 2009 sono stati 50,87 e ben 134 nel 2011, proprio in coincidenza con l'inizio delle attività petrolifere. Concludo, passo la parola a Daniele. Grazie. Grazie a Giordano del nostro comitato Noi Gesiliqua. Quello che vedete qua è l'info per la nostra mail, se volete comunicarci qualcosa, e la nostra pagina web, che molti seguono attualmente. Passo la parola immediatamente a Mauro Gargiulo, responsabile del settore ambientale WWF Sardegna, che ci descriverà un po' più nel dettaglio quello che succede con queste tecniche e quant'altro. Grazie. Allora, buonasera, io sono l'ingegner Gargiulo, sono del responsabile del settore energie del WWF Sardegna. Vi ringrazio di essere venuti in modo così diciamo numeroso, perché ovviamente la giornata, forse sia per il fatto che è sabato sia per il fatto che la temperatura è alta, non invita a questo tipo di performance, però il fatto che siete qua significa che tenete alla nostra terra e quindi
ci consente di ben sperare, perché mi dovete credere, io mi sto occupando da non molto tempo per quanto riguarda il problema dell'energia in Sardegna ed è una situazione veramente tragica. Paradossalmente questa situazione viene generata da una cosa che ci dovrebbe far piacere come ambientalisti, che è la ricerca delle energie rinnovabili. Però noi siamo stati capaci, come classico diciamo, un po' dell'uomo, ma soprattutto della società capitalista, di capovolgere diciamo, le aspettative. Per cui sostanzialmente ve lo dice per esempio l'uso del termine verde che viene fatto negli ultimi tempi, è tutto verde, dalle società che fanno i sondaggi e le attività minerarie a quelle che producono energia, a quelle che producono la chimica e compagnia bella. Ecco. Ora, la Sardegna è stata veramente presa d'assalto per quanto riguarda il problema delle energie rinnovabili in virtù proprio delle sue caratteristiche ambientali. Abbiamo in qualche modo un territorio molto vasto, poco densamente popolato e diciamo anche se con dei picchi di inquinamento che le ricerche del professor Micaletto negli ultimi tempi hanno ben messo in luce, diciamo, sostanzialmente un ambiente che può disporre di elementi tali che portano alla rinnovabilità. Ora, che cos'è sostanzialmente un'energia rinnovabile? Un'energia rinnovabile è un'energia che non dovrebbe consumarsi, non dovrebbe esaurirsi e questo è uno dei problemi che coinvolge tutta la nostra società e il nostro tempo, perché voi sapete che noi dipendiamo dai combustibili fossili di cui non siamo produttori sostanzialmente, non deteniamo i bacini. In più ovviamente questi combustibili fossili sapete che producono grandi quantità di anidride carbonica nel consumo e ossido di carbonio, eccetera, una serie di elementi che portano a quelli che poi i cambiamenti climatici di cui tutti avete sentito parlare. Ecco, quindi il problema del rinnovabile, nella ricerca di energia rinnovabile, è un problema che va perseguito, diciamo, va risolto. E noi avevamo addirittura degli obiettivi a livello europeo, non so se avete sentito parlare del 20-20-20, la diminuzione, l'abbattimento del CO2, eccetera, eccetera, il rinnovabile al 20%, eccetera. In Sardegna, diciamo, grazie a questo questa sprint che c'è stato negli ultimi tempi, abbiamo abbondantemente superato diciamo, gli obiettivi che ci eravamo proposti. Noi produciamo sicuramente, ad esempio, molto più energia elettrica di quello che poi sostanzialmente consumiamo. Però qual è il problema? Il problema è che non tutte queste energie rinnovabili o il modo con cui le si vanno a coltivare le fonti, ecco, non sempre le coltivazioni di queste fonti corrispondono a una sostenibilità dei progetti. Il concetto di sostenibilità è un concetto che non è analogo al concetto di rinnovabilità. Il concetto di sostenibilità significa che diciamo, questi tipi di impianti comportano degli effetti di impatto sull'ambiente notevoli. Allora, voi avete già sotto gli occhi, per esempio, il problema delle pale eoliche, avete sotto gli occhi il problema del fotovoltaico, in cui si è andato a costruire serre che non producono niente ma che servono solamente a essere portatori di pannelli solari e poi dovete pensare alle centrali a biomassa. Avete letto qualche giorno fa che i nostri amministratori regionali non sanno fare altro che trasformare stabilimenti ormai che non producono più in nuovi centrali a biomassa. Lo zuccherificio di Macchiareddo è di qualche giorno fa, analoga cosa sta succedendo a Porto Torres, eccetera. E quindi anche perché le biomasse in qualche modo vengono assimilate alle energie rinnovabili. Tenete presente che in Italia per una permissività di legislazione nazionale anche i termovalorizzatori
cioè quelli che bruciano mondezza, sono assimilabili a energie rinnovabili. Questo per darvi il quadro, e non è finita lì. Poi ci sono 5 centrali termodinamiche, di cui una ci vogliono gratificare in vicinanza, perché andrebbe a coprire la zona compresa tra tra Guspini e Gonnos Fanatica. Ogni centrale di questa occupa mediamente 200 ettari di terreno e nella zona ce ne sarebbero ben 3 sostanzialmente. Il medio campitano è particolarmente appetito per queste cose. E poi ovviamente le ricerche degli idrocarburi, conoscete il problema del progetto Ranora, e infine il geotermico. E quindi, come vedete, il panorama è molto variegato, c'è una corsa sfrenata, e vedremo anche il perché, e ovviamente le conseguenze per il territorio sardo, tenendo conto che ognuno di questi progetti sottrae suolo all'agricoltura, ha un impatto paesaggistico e ambientale notevolissimo, perché non è vero che non inquinano, hanno delle forme di inquinamento. Ora lo vedremo nello specifico geotermico, poi entro nello specifico del vostro problema. Quindi sostanzialmente abbiamo situazioni, diciamo, di grave problematicità. Nel caso del geotermico la situazione appare ancora più aggravata dal fatto che lo vedremo un po' più approfonditamente, per una serie così ambigua di forme procedurali. I progetti del geotermico, di ricerca almeno delle energie da fonti geotermiche, sono transitati dall'assessorato all'industria, e sostanzialmente queste autorizzazioni stanno seguendo delle strade che non sono quelle perfettamente previste dalla norma, con, diciamo, delle autorizzazioni senza che si dia eccessiva pubblicizzazione a questo tipo di attività. L'assenza di pubblicizzazione e di informazioni alla popolazione è uno di quegli obiettivi che i nostri amministratori perseguono con maggiore pervicacia, quando poi l'Europa ci ha imposto con una precisa direttiva che non solo le popolazioni vengano informate, ma che partecipano ai processi decisionali. E questo tipo di attività che gli amministratori stanno cercando di non fare, i comitati e le associazioni se ne stanno facendo carico. Questo è uno dei motivi per cui stiamo insieme stasera, sostanzialmente. Possiamo vedere? Dov'è? Vi ho portato un PowerPoint, lo faccio scorrere leggermente la presentazione. Lo faccio scorrere rapidamente perché non voglio tediarvi con aspetti troppo tecnici, però voglio aggiungere qualcosa per dovere di chiarezza, perché la popolazione deve essere informata in relazione alla vera natura delle problematiche tecniche, con gli aspetti positivi e con gli aspetti negativi che vanno in esso ricompresa. Allora, il problema della geotermia è abbastanza semplice, diciamo, la fonte dell'energia deriva dal calore che è nel sottosuolo, quindi è inutile stare lì, è dovuto a una serie di movimenti ovviamente convettivi delle rocce che diventano sostanzialmente fluide, e comunque noi ci troviamo di fronte a una grande fonte energetica che è nel sottosuolo. Il problema è come andarla a sfruttare, è uno dei nostri problemi, e di questo ovviamente si occupano le tecnologie. Come giustamente evidenziava Giordano prima, molti dei paesi
che diciamo, hanno queste fonti energetiche. Mettiamo il caso che è stato portato ad esempio prima degli idrocarburi nel sottosuolo, non è facile riportarli in superficie e il procedimento che è stato utilizzato è quello di fratturazione della roccia, quello di cui è stato detto prima, il fracking, quello che si teme sostanzialmente ad Arborea. Dopo che questa tecnica è stata utilizzata in America per vario tempo, ci si è accorti che gli effetti che produce sull'ambiente possono essere disastrosi, fino alla desertificazione dei suoli, per cui si è cercato di porre rimedio. Il problema di tutto questo sta nel fatto che non sempre, diciamo, l'effetto è riconducibile comunque a una causa, anche poi perché le industrie, dopo che hanno investito capitali notevoli in questi tipi di progetti, tendono ovviamente a minimizzare o a non evidenziare il problema, anche perché non c'è un immediato eco, questo è il problema, quindi passa del tempo e ovviamente dopo i problemi sono irreversibili. Allora esiste un principio che è sancito da una normativa europea, esiste il principio di precauzione, cioè il problema è che non è che noi dobbiamo stare a dimostrare che questo tipo di attività crea danni all'ambiente. Sono i proponenti dei progetti che devono dimostrare che quel tipo di attività non crea danni all'ambiente. Quindi il processo è esattamente l'opposto a quello che spesso ci portano a fare. Questo è il problema, perché poi non si capisce per quale motivo gli amministratori e in particolare quelli regionali che gestiscono questi problemi, invece di essere alleati con chi solleva i problemi, sono alleati con chi i problemi tende a non sollevarli. Questo è un altro dei misteri che ci dovrebbe essere superato. Comunque, sostanzialmente, vedete, qui avete una idea molto chiara. C'è la fonte, diciamo, c'è un serbatoio di energia, no? Del calore, no? Sostanzialmente un fluido viene mandato a contatto con questo serbatoio di calore e stiamo parlando di profondità molto elevate. Nel caso dei progetti in Sardegna, del geotermico in Sardegna, si parla di profondità di oltre i 2 chilometri. Quindi viene iniettato, dovrebbe essere, una volta individuato questo bacino, dovrebbe essere iniettato del fluido a pressione elevata e poi ovviamente questo fluido, diciamo, scorrendo all'interno di un intercapedine, perché ci dovrebbe essere la parte del serbatoio giù è un sistema impermeabile, di roccia impermeabile sopra, quindi è importante la natura, la stratificazione, dovrebbe poter riemergere, no? Da un altro pozzo e quindi poi caldo, e quindi questo fluido caldo potrebbe essere utilizzato. Questo tipo di tecnica non è nuova, è già stata utilizzata da molto tempo nei casi in cui questi fenomeni avvengono naturalmente. Pensato ai geyser, diciamo, no? Ai soffioni, insomma, oppure pensate all'Arderello, insomma, dove l'energia termica dal sottosuolo emerge con del vapore saturo in superficie. Quel vapore ad alta temperatura può tranquillamente essere utilizzato. Il problema ovviamente è che cosa c'è insieme a questo vapore che viene dal sottosuolo, perché nel sottosuolo non c'è solamente la fonte termica, ci sono una serie di sostanze che possono essere nocive. Questo è il punto nodale, per intenderci. Quindi il principio è molto semplice. In alcuni casi, quando queste fonti sono facilmente raggiungibili, si possono raggiungere delle situazioni, diciamo, utili per le popolazioni. C'è un paese nel Toscano che si chiama Pomarancio, in cui, trovato il serbatoio, 150 nuclei familiari utilizzano questa energia per non avere, diciamo, per il riscaldamento e per altri tipi di attività. Ovviamente dipende dalla temperatura e poi da una serie di cose. Ora, non è questo ovviamente quello che si vuole fare ovviamente in Sardegna, questo è uno dei problemi. Ecco, diciamo che la situazione generale dovrebbe essere questa, vedete, perché il problema è che ovviamente l'acqua che va nel sottosuolo o che viene iniettata a fortissima pressione nel sottosuolo, non è che
incontra questa roccia e poi fuoriesce immediatamente. Per avere una maggiore possibilità di scambio termico bisogna fratturare la roccia. Ora qui non ci troviamo proprio di fronte alla situazione degli idrocarburi, però niente impedisce di far temere che una fratturazione di questa roccia possa determinare lo sprigionamento, la liberazione di sostanze non volute. Questo è il problema, o fenomeni che vedremo affini. Quindi stiamo parlando di una profondità di 2 chilometri, non è che ci possiamo mandare un palombaro o un esploratore a vedere là sotto che succede. Quindi è ovviamente un problema sia tecnologico e sia diciamo di indagine piuttosto complesso. Allora, ovviamente l'acqua che ne viene fuori o il vapore che ne viene fuori è a diverse temperature e questo determina il tipo di impianto, ma sostanzialmente oggi in Sardegna i progetti che sono stati presentati sono progetti di ricerca. Questi progetti di ricerca possono essere svolte con strumenti tecnici, ma possono anche essere svolti con delle perforazioni per andare a vedere esattamente quello che succede. Ora, fin quando le strumentazioni non sono di carattere invasivo, si misura l'elettricità, si misura col sonar, si misura la parte chimica, diciamo che il problema per ora nell'ambito della ricerca, il problema ambientale potrebbe essere di impatto relativamente modesto. Se però andiamo a parlare di perforazione, ovviamente l'aspetto cambia totalmente il problema. Però il problema della ricerca non è solo fine a se stesso. Se noi andiamo a fare delle ricerche è perché poi, se queste ditte investono nelle ricerche, è perché poi vorranno sfruttare, è caso di utilizzare il termine sfruttare, il giacimento, vorranno coltivare. E qui nasce ovviamente il problema, perché nell'areale che voi avete visto, disegnato da Giordano, negli areali stiamo parlando di superfici 180 km quadrati, e quello che ha espresso Giordano non è la situazione dell'intera Sardegna, perché si è limitata al problema del Medio Campitano, che è quello più assaltato. Nel nostro caso ci troviamo a dover considerare, almeno nel mio caso, che giro per tutta la Sardegna, c'è dentro l'Anglona, c'è dentro il Nuorese, c'è dentro il Montiferru, perché fino a cogliere queste cose sono state qui. Quindi è una situazione di ben 13 impianti. Stiamo parlando per ora. Oltre 2 impianti di ricerca di idrocarburi, di cui uno investe il Medio Campitano e uno è e uno addirittura, sono 3, e ce n'è uno anche offshore, a mare sostanzialmente. E il quadro non è completo, perché ovviamente non sappiamo quello che ancora verrà presentato. Questo è il problema. Ora, la cosa più paradossale è che tutto questo avviene in assenza totale di una pianificazione regionale, cioè la Regione Sardegna non ha un piano energetico. Questo significa che mancando una forma di governo del territorio in ambito energetico, chiunque è autorizzato a chiedere e l'assessorato manu proprio può decidere di concedere o non concedere, fatto salvo la seguire delle procedure. Quindi non c'è un indirizzo, perché il piano energetico regionale è del 2006 ed è scaduto, e né ovviamente nel 2006 si andava a pensare a quello che stava succedendo. Questo è il punto fondante, uno dei punti nodali della questione. Ora, anche questo nell'ambito della pianificazione urbanistica, in assenza, parlo di pianificazione urbanistica di carattere edilizio, in assenza di pianificazione, la norma prevede che non si possa fare nulla. Questo è, perché costringe i comuni a darsi un piano regolatore. Ci chiediamo perché mai in assenza di pianificazione nell'ambito energetico noi continuiamo a rilasciare autorizzazioni, no? Senza ovviamente adottare un principio di precauzione. Questa è la cosa, è uno dei punti che continuiamo a non capire, o meglio, noi lo capiamo benissimo perché questo avviene, perché c'è una volontà non di governo, di lasciare mano libera. Allora, l'utilizzo, come vedete, è molto variegato.
dipende dal calore che io tiro su, posso far funzionare dalle serre al riscaldamento delle case fino a una centrale termoelettrica. Nel caso vostro, non vi sono, nel caso nostro, scusate che per il vostro, nel caso nostro non vi sono dubbi, l'orientamento è quello di arrivare alla centrale termoelettrica, perché l'obiettivo finale non è a vantaggio delle comunità, non gliene frega niente, su 180 km quadrati non è quello il problema. Il problema loro è tirar fuori energia elettrica. Perché? Perché ovviamente non è nemmeno in discussione l'economicità, perché questi interventi ovviamente capite che richiedono grossi investimenti. Il problema non è tanto in discussione l'economicità degli interventi, il problema in discussione è che questi signori beccano sostanzialmente gli incentivi sulla energia prodotta, perché è da energie rinnovabili, che ovviamente sapete tutti quanti noi paghiamo in bolletta. Noi la paghiamo 2 volte l'energia elettrica, la paghiamo per quello che è e per gli incentivi. Questi signori si assicurano incentivi per 25 anni, quindi sostanzialmente chiedono alle banche il finanziamento per poter intervenire, realizzano l'impianto, lo vendono, quando realizzano l'impianto lo vendono perché possono anche vendere il progetto con l'autorizzazione e basta, e dopodiché sostanzialmente questo impianto renderà sicuramente più del costo dell'energia che producono, indipendentemente dal costo dell'energia. Questa è la situazione, questo vale nel geotermico come vale nell'eolico, come vale in tutti gli altri campi. Questa è la situazione di fronte alla quale ci troviamo. Quindi diciamo, come dire, è una situazione di truffa organizzata e generalizzata. Ora, sostanzialmente il geotermico funziona con 3 tipi di tipologia di impianto. Ve lo spiego brevemente senza che vi preoccupi questa situazione. La cosa più semplice è questa. Il flusso, diciamo, di vapore che tiro fuori dal sottosuolo lo mando direttamente in turbina, vedete, da qua. E poi la turbina mi fa funzionare un alternatore e poi l'alternatore mi produce energia elettrica. Tutto quello che non mi serve dopo il ciclo lo butto nell'atmosfera. Ovviamente questo, capite, è il peggio di quello che può succedere, perché un impianto di questo genere è fortemente inquinante. Questi impianti sono ormai superati, questo è il problema. L'altro tipo di impianto è un impianto un po' più complesso, costa ovviamente di più, ma è un impianto a condensazione, cioè si fa lo stesso discorso, si prende quello che viene fuori dal sottosuolo, lo si manda in turbina, però a questo punto quello che esce fuori dalla turbina lo condenso, perché poi in qualche modo dovrò andarlo a utilizzare in altro modo, la condensa. E ovviamente è un impianto intermedio, quello più all'avanguardia è questo qui, ed è quello che si pensa dovrebbe essere poi utilizzato, perché è quello ultimo, diciamo, perché allo stato attuale delle cose, trattandosi solo di permessi di ricerca, noi non sappiamo questi signori verso che tipi di impianti sono orientati. Questa è un'altra di quelle cose, ovviamente, che rimane nel buio più totale, ma noi gli amministratori non si preoccupano assolutamente di chiedere tutto questo. Allora, diciamo che questo dovrebbe essere quello più tranquillo, diciamo, da un punto di vista tecnico, l'ultima generazione, che dovrebbe darci qualche garanzia in più, ma rimangono sempre le problematiche che abbiamo detto prima e poi le vediamo. Cioè il vapore, l'acqua, eccetera, il materiale, il liquido convettivo, chiamiamolo così, arriva in uno scambiatore, vedete, e poi viene reiniettato nel sottosuolo. Questo ovviamente garantirebbe che da un pozzo tiro fuori e dall'altro inietto dentro. Teoricamente la dispersione nell'ambiente dovrebbe essere, diciamo, minima di quello che viene da sottoterra, minima. Non dico nulla, minima. Poi ovviamente c'è uno scambiatore che invece sostanzialmente riscalda un liquido che anche questo a circuito chiuso, è un'acqua demineralizzata sostanzialmente, che fa funzionare un alternatore, e ovviamente poi tutto quello per riportare dopo che il vapore ha seguito il suo ciclo, per riportarlo allo stato iniziale lo raffreddo con un sistema anche questo a circuito chiuso, quindi sono sostanzialmente 3 circuiti chiusi. Teoricamente diciamo che questa è la tecnologia più avanzata, non possiamo dire che ha un livello di maturazione tale che ci garantisce, perché rimangono i problemi che abbiamo visto prima. Queste sono le varie applicazioni
Questo potrebbe essere un esempio di impianto che andrebbe a caratterizzare i nostri territori, lì dove trovano la sorgente. Quindi sostanzialmente, poiché non sappiamo dove sta, ne potrebbe sorgere più di uno, dove è più conveniente farlo. Ecco. Allora, abbiamo detto grandi potenzialità, vediamo quali sono. Allora, non ve le leggo tutte perché ovviamente le potete scorrere da voi. Non è vero che non hanno impatto ambientale, quindi non è vero che sono sostenibili. La definizione di sostenibile è stata data dalla Commissione europea in cui si dice: noi dobbiamo lasciare sostanzialmente ai nostri figli e alla nostra generazione futura le cose come le abbiamo trovate. Ora, non sembra che in questo caso le stiamo lasciando allo stesso modo. E inoltre tutto il concetto di sostenibilità è un concetto terribile e tradotto male dall'inglese. Noi dovremmo parlare meglio di riproducibilità, perché è questo che ci dovrebbe ispirare. Ora, gli effetti sull'ambiente sono, vi faccio scorrere rapidamente le cose: produzione di CO2 ce n'è, però ovviamente a onor del vero in quantità inferiore a quello che produce una centrale termoelettrica tradizionale. Produzione di anidride solforosa, che è quella che ha un odore terribile, e ce n'è in quantità ovviamente molto più ampia perché è presente nel sottosuolo. Però nel sottosuolo ci possiamo trovare di tutto, ci possiamo trovare arsenico, mercurio e anche elementi radioattivi. Noi non sappiamo, è chiaro che la profondità non è altissima, né le situazioni sono quelle che, a onor sempre del vero, quelle degli idrocarburi, dove ovviamente andiamo a spaccare il suolo per tirare fuori gas. Non siamo nella stessissima condizione, però è una condizione molto vicina. E quindi vedete qui ovviamente i problemi che produce l'anidride solforosa, insomma tutta una serie di problemi. Ovviamente niente di tutto questo fa bene alla salute, questo mi pare abbastanza ovvio, no? Ovviamente voi dovete dice, ma una situazione analoga si verifica anche quando uno va a un bagno termale. Certo, ma uno a un bagno termale ci va e ci esce dopo un'ora, 2 ore, non ci resta poi per una vita a respirare le stesse situazioni. E poi ovviamente quello che viene all'interno di un bagno termale viene ovviamente a condizioni molto diverse, verificate prima, per situazione storicamente consolidata. Qui invece andiamo a creare artificialmente. Vero è, sempre perché bisogna dire sempre tutta la verità, che tutti questi impianti andrebbero monitorati accuratamente. Però capite che le emissioni non è che sono facilmente controllabili, né a onor del vero possiamo dire che prendiamo tantissimo fiducia in cui. Allora, ho sostanzialmente esaurito il tempo abbondantemente il tempo che mi era stato concesso. Quello che è importante è da parte vostra la conoscenza di queste cose, la partecipazione ai processi decisionali, è questo per il quale ci stiamo battendo, non la delega della democrazia, e dobbiamo entrare nella logica che l'energia è un bene di tutti quanti, è un bene comune, non è un bene che noi possiamo sfruttare per ricavarne guadagni, e quindi l'uso delle fonti energetiche deve essere a vantaggio delle popolazioni in cui le fonti sono presenti. Questo dovrebbe essere il concetto che ci deve ispirare, perché è un modo di esercizio della propria sovranità e della propria appartenenza al territorio. Scusatemi se ho preso troppo tempo. Ringraziamo Mauro Gargiulo per il suo intervento. Allora, volevo prima ricordare che, prima del prossimo intervento, che c'è il banchetto là in fondo, dove c'è una nostra rappresentante di comitato, Giorgia, e Lisa dell'Associazione Progetto Comune di Villacidro, dove si stanno raccogliendo le firme per la legge Rifiuti Zero,
che è il tentativo di portare una legge a livello nazionale tramite raccolta firme della popolazione, quindi una cosa assolutamente democratica, per poter avere, diciamo, meno consumo di materia e più riuso. Quindi se volete, la gente di Villa Cidro, quindi quelli di questo paese, se sono in possesso della carta di identità possono avvicinarsi là e mettere la firma. Adesso passerei parola al sindaco di Villa Cidro, Teresa Pani, che ha chiesto di fare un intervento. Sì, sì. Grazie. Dunque, buonasera a tutti. Intanto ringrazio i diversi comitati che hanno promosso questa iniziativa e che mi hanno invitato a prendere la parola, perché questo mi consente di esprimere pubblicamente quello che è già l'orientamento che l'amministrazione comunale di Villa Cidro sta assumendo rispetto alle richieste di parere che sono pervenute in comune ultimamente, cioè quelle relative alle ricerche geotermiche, e che vedrà impegnato il Consiglio Comunale su questa materia entro il mese di luglio. L'orientamento non può che essere quello che già il Consiglio Comunale all'unanimità ha espresso per quanto riguarda il problema dell'eolico, e cioè partendo dal fatto che la Sardegna più in generale, voi per una fonte di energia cosiddetta rinnovabile, come diceva l'ingegner Gargiulo, voi per altra fonte di energia rinnovabile che si vorrebbe sfruttare, è presa d'assalto da quelle che sono le società che arrivano non meglio identificate e che arrivano appunto nel nostro territorio e che chiedono appunto di poter sfruttare quelle che potenzialmente ritengono possano essere appunto le risorse presenti nel nostro territorio. E in particolare il Medio Campidano è appunto uno di quei territori che in particolar modo è coinvolto in questo tentativo di studiare la possibilità di sfruttare davvero eventuali appunto fonti energetiche che appunto non conosciamo, non sappiamo se siano presenti o meno. Ha detto bene l'ingegner Gargiulo, in questa fase siamo nella fase di richieste di ricerche, ma poiché appunto la ricerca non è fine a se stessa, ma è finalizzata, è evidente che la possibilità che queste ricerche poi consentano di scoprire che eventualmente possa esserci la possibilità di sfruttare in qualche modo il sottosuolo, produrrà il fatto che il nostro territorio è e resterà devastato. E questo naturalmente noi non possiamo assolutamente consentirlo, soprattutto se teniamo conto del fatto che appunto la Regione Sardegna non si è data un piano regionale energetico, e quindi noi non conosciamo, nel senso che la Regione Sardegna appunto non ha previsto quali eventualmente possa essere l'interesse che in Sardegna vogliamo che ci sia rispetto a questa possibilità. Intanto perché già oggi noi produciamo energia elettrica in quantitativi superiori rispetto ai nostri consumi, ma questo non può certo essere un parametro sufficiente nel ragionamento che noi facciamo, perché è evidente che noi oggi viviamo appunto non solo di ciò che produciamo noi, ma viviamo di ciò che viene prodotto eventualmente altrove, e dove viene appunto devastato magari il territorio. Quindi non possiamo fare un ragionamento esclusivamente collegato alla preoccupazione del sfruttamento del nostro territorio, che non produce effetti positivi per noi, sapendo, consapevoli del fatto che
altrove questo è consentito e di quella possibilità noi stessi usufruiamo. Quindi io dico che il ragionamento, naturalmente un ragionamento deve essere il ragionamento il più ampio possibile e il più completo possibile anche dal punto di vista dell'informazione, perché è chiaro che il ragionamento deve essere, che ci deve guidare anche nelle scelte, deve essere quello davvero di preservare il nostro ambiente affinché davvero le future generazioni ricevano in consegna da noi un territorio e un ambiente che non sia pregiudicato. Quindi l'orientamento, ecco, quindi questo è grave che non ci sia un piano energetico regionale, e in quella direzione noi un po' ci stiamo mobilitando, nel senso che a livello politico appunto questa cosa non può essere consentita, anche perché viene il dubbio che il fatto che la Sardegna non abbia un piano energetico regionale sia un po' una cosa voluta, nel senso che è evidente che quello strumento di pianificazione ci metterebbe in condizioni di comprendere davvero quale tipo di sviluppo anche da quel punto di vista noi vogliamo per la nostra isola, e quindi evitando a questo punto di diventare terra di conquista da parte appunto di tutte le società che volta per volta si presentano e che fanno le loro ricerche. Poi ci sono altri le loro richieste appunto di ricerca. Ci sono altri due aspetti gravi. Il primo aspetto è quindi quello che forse di voler anche in un certo modo indirettamente favorire anche questo tipo di richieste che arrivano sempre da oltremare. L'altro aspetto è quello legato al fatto che appunto il piano energetico, ma non le ricerche, perché oggi si parla meno di eolico, perché oggi si parla meno di impianti fotovoltaici, perché purtroppo gli incentivi che sono previsti già nel quinto conto energia sono esauriti sono già stati assegnati per quelle fonti energetiche, e quindi questo fa sì che le società interessate rivolgano l'attenzione invece alla possibilità di sfruttare altre fonti energetiche, che invece ancora mantengono la possibilità appunto di riconoscere incentivi. Quindi questo la dice lunga rispetto insomma all'operazione più complessiva che sta dietro appunto il business delle energie cosiddette rinnovabili, e questo ovviamente è un altro elemento di grave pregiudizio nella valutare anche appunto eventuale parere che si potrebbe esprimere rispetto appunto alle richieste di autorizzazione. L'altro aspetto gravissimo è il fatto che, non essendoci un piano energetico regionale, sempre quindi legato a quello, le comunità o meglio, i pareri che esprimono le amministrazioni di fatto hanno un valore che è molto cosiddetto relativo, perché in effetti all'interno di un piano, di un quadro normativo che non è chiaro, di fatto questo tipo di autorizzazioni sono soggette sì a VIA, cioè a valutazione di impatto ambientale, con pareri che le diverse amministrazioni comunali possono anche produrre in sede appunto di valutazione di impatto ambientale, con atti deliberativi che molto spesso sono anche adottati dalle amministrazioni locali all'unanimità,
come è successo a noi, per esempio, per quanto riguarda l'eolico, si è espresso all'unanimità il Consiglio Comunale, e presumo e auspico che così sia anche per quanto riguarda appunto il parere sulle ricerche geotermiche, ma che questo parere ha un valore più che altro ideologico e simbolico, più che di valore da un punto di vista di efficacia concreta e reale che questo parere può avere, proprio perché non è previsto e non è se non è previsto appunto un parere di carattere urbanistico, cioè, come diceva l'ingegner Gargiulo, ecco, la pianificazione urbanistica deve prevedere eventualmente al suo interno la possibilità o meno che anche questo tipo di ricerca o di studi siano possibili. Quindi con due pareri, uno di carattere urbanistico, quindi di carattere tecnico, e l'altro invece di carattere politico, che è di presa di posizione ovviamente delle popolazioni che giustamente esprimono appunto la loro opinione di contrarietà rispetto appunto anche alla luce delle informazioni che anche oggi abbiamo ricevuto rispetto appunto alla quelle che possono essere le conseguenze di questo tipo di ricerche. La ricerca può essere una ricerca non invasiva oppure una ricerca invasiva che può addirittura prevedere appunto delle trivellazioni fino addirittura 3.000 metri, da quello che anche noi nell'ambito appunto dell'approfondimento che stiamo cercando di fare come amministrazione prima di portare all'ordine del giorno del Consiglio Comunale questo parere che poi verrà espresso. Quindi ecco, mi fa piacere ripeto, ringrazio ancora dell'opportunità che mi è stata data, ecco, e in questo modo vorrei anche rassicurare chi invece magari ha potuto solo immaginare che l'amministrazione comunale di Villacidro potesse esprimersi consentendo, quindi favorevolmente nel consentire questo tipo di ricerche. Quindi diciamo che non mi riconosco in qualità di sindaco, quindi di rappresentante della comunità locale, un po' in quello che diceva invece l'ingegner Gargiulo quando diceva che le amministrazioni, il tutto accade senza che le amministrazioni locali siano consapevoli invece di quello che può accadere nel loro territorio, e quindi il tutto avvenga un po' in sordina. No. Siamo una comunità da questo punto di vista, un'amministrazione abbastanza attenta, e quindi ripeto, forse il ringraziamento è più che altro dovuto, perché se forse i comitati diversi non avessero comunque promosso questa iniziativa, forse l'amministrazione non avrebbe avuto modo di esprimere pubblicamente la propria opinione, se non facendo così delle sporadiche dichiarazioni sulla stampa, che però forse non avrebbero reso fino in fondo qual è l'idea, insomma, che noi vogliamo di sviluppo del nostro territorio, che va in una direzione completamente diversa da quella che invece altri vorrebbero dettarci. Grazie. Dopo, gli interventi li lasciamo dopo. Sì, dopo. Posso un attimo? Niente, mi permetto di ringraziare il sindaco per questa dichiarazione. Mi permetto di farlo a nome di tutti i villacidresi, chiaramente, come moderatori di questa serata. Volevo soltanto ricordare un qualcosa che ci siamo detti in occasione del confronto su rifiuti zero in aula consiliare, che comunque, se è vero che le amministrazioni forse non hanno le decisioni delle amministrazioni non hanno effetti vincolanti, gli effetti vincolanti, se si vuole, li si ottengono. Basta, non dico altro. Adesso c'è un intervento telefonico.
Adesso lasciamo la parola a Vincenzo Migaleddu che effettuerà una chiamata telefonica, quindi un intervento. Vincenzo Migaleddu è medico dell'ISDE, quindi Medici per l'Ambiente, il presidente. Un attimino solo, attendiamo. Colgo anch'io l'occasione per ringraziare il sindaco, sperando che il no sia sempre netto e deciso, così come ci aspettiamo dalle amministrazioni, magari confrontandosi anche con la popolazione. Ci aspettiamo che questa sia una delle prime prese di posizione del Medio Campidano. A tutta l'Assemblea da parte di noi che siamo riuniti qui a Sarule, dove stiamo discutendo quelle che sono le buone pratiche nel ciclo dei rifiuti. È chiaro che la solidarietà nei confronti di chi in questo momento si sta battendo, ne parleremo anche qua, contro questa devastazione delle trivelle in tutta la Sardegna è grande. Mi preme invece poi passarvi adesso qui anche i sindaci che sono presenti. Ci sono i sindaci di Sarule ovviamente, di Alzai e anche quello di Tergu, così vi auguro almeno un buon lavoro. Grazie. Grazie Vincenzo per il tuo Buonasera. intervento. Un Pronto? saluto da tutta l'Assemblea. C'è ancora? Pronto? Ah, ok. Si è interrotta la comunicazione. Sì, prego. Aspetta, devo aspettare. Sono in diretta dall'Assemblea di Sarule con l'amministrazione e tutta la popolazione. Vi auguro buon lavoro, speriamo che si avviino insomma, dei movimenti che portino a dei risultati positivi, quindi a combattere quest'altro attacco al nostro territorio. Insomma, noi ci stiamo lavorando per lottare contro gli inceneritori, per una buona pratica del ciclo dei rifiuti, quindi se si formano dei movimenti che convergano verso obiettivi comuni probabilmente riusciamo a ottenere qualche risultato. Buonasera. Grazie. Grazie mille. E sicuramente accompagniamo la lotta con le firme per la legge rifiuti zero. Adesso avremo l'intervento di Daniela, la nostra portavoce, no, scusate. Abbiamo in trasmissione, trasmetteremo il video di Vincenzo Migaleddu dell'assemblea che è avvenuta. Dall'assemblea noi siamo anche noi riuniti a Sarule, come diceva appunto il collega di Sarule, per parlare del ciclo dei rifiuti per quanto riguarda appunto un ciclo virtuale che porti ad eliminare questa sciagura che sarebbe per il nostro territorio e comporterebbe la presenza di un inceneritore che peraltro c'è, anche se è un po' distante da noi, comunque gli effetti malefici arrivano fino a noi, quindi per non farla molto lunga, buon lavoro. Credo che sia importante comunque fare sinergia, magari si potrebbe arrivare a pensare a un cartello dei sindaci per difenderci. Buon lavoro a tutti, buonasera. Grazie. Adesso se mi danno qualche direttiva possiamo andare avanti? Sì. C'è ancora qualche intervento? Un saluto affettuoso e vi auguro un buon lavoro. Io oltre ad essere il sindaco di Tergu sono anche il presidente dell'Unione dei Comuni. Siamo stati interessati come territorio da una multinazionale svizzera con una richiesta appunto di concessione per lo sfruttamento della nostra risorsa geotermica.
ci opporremo con forza e naturalmente possiamo condividere qualunque iniziativa che porti a rafforzare e a difendere il nostro territorio. Vi auguro un buon lavoro. Grazie. Do un ultimo saluto a tutti, dai. Adesso trasmetteremo il video dell'assemblea di San Luri, in cui abbiamo avuto un grossissimo accoglimento da parte della popolazione, c'erano circa 300 persone. Un'associazione che ha il grande merito di lottare senza mai stancarsi, perché quello che diceva Margherita alla fine della presentazione, perché l'ambiente venga preservato e perché in questo modo le persone che abitano nei vari territori che purtroppo oggi in Sardegna sono quasi sotto attacco o forse proprio sotto attacco, possano comunque continuare a vivere in un territorio che almeno conserva le caratteristiche attuali, se no un territorio che se venissero comunque realizzate le bonifiche che alcuni territori comunque richiedono, potrebbe notevolmente migliorare. Il dottor Migaveddu insieme alla sua associazione ha sostenuto sin dall'inizio, quindi sin dal 2011, la battaglia che il comitato No Progetto Eleonora ha iniziato nel 2011, quando ancora eravamo pochi, ancora il problema non era così conosciuto. L'ISE Sardegna in prima persona, il dottor Vincenzo Migaveddu ci ha aiutato tantissimo, per cui siamo sempre molto felici di ascoltare le sue parole, la sua preparazione, la sua determinazione e anche la sua instancabilità nel continuare a lavorare sia per noi che siamo interessati al sud. Comunque, come dicevo poco fa, purtroppo soffre per diverse vertenze, delle quali penso il professor Migaveddu farà accenno nella sua presentazione. Grazie Emanuela. La professoressa Rossona ha finito proprio ricordando quanto in realtà l'ambiente ci restituisca se noi lo trattiamo male, e ovviamente ci restituisce tutto in malattie. Come sapete, appunto, la nostra associazione Doctor for Environment, WISE, International Society Doctor for Environment, è un'organizzazione internazionale presente in 33 paesi del mondo e non a caso siamo anche presenti nel paese Sardegna. Quello che è interessante vedere dopo una carrellata così vasta in tutto il mondo è cercare di controllare, vedere, focalizzare la nostra attenzione su quello che ci succede intorno, perché è sicuramente importante. L'altro giorno, credo in questa aula, forse no, era Serramano, mi pare, ci fossero dei signori, così che si chiamavano ideologie socialiste, che riproponevano come bisognava in qualche modo vedere con apertura, non con chiusura, questo modello di sviluppo legato alle trivellazioni. E a questo punto io avrei voluto ricordare a questi signori quelli che sono i danni dei vecchi modelli di sviluppo che questi signori negli anni 60 ci hanno proposto. E badate bene, queste aree blu sono i siti di interesse nazionale per bonifica presenti in Sardegna, sono 445.000 ettari. Quello che succede adesso è, come vedete, queste sono le aree che saranno, e spero mai, interessate da progetti di trivellazione per ricerca di idrocarburi o di gas metano o anche per ricerche geotermiche. Vedete che in qualche modo c'è una condizione di attacco straordinario al nostro territorio.
Perché? Perché i vecchi modelli di sviluppo, come avete visto, ci hanno già consegnato che cosa? Un primato in Italia, cioè noi abbiamo circa 445.000 ettari iscritti in siti di interesse nazionale. Io lo dico sempre e poi qualche politico si offende, siamo riusciti anche a superare la Campania dove... Scusate, l'audio non era dei migliori. Andiamo avanti. Allora, adesso, come stavo dicendo, passiamo al prossimo intervento della nostra portavoce, Daniela. Farà un intervento sugli aspetti sanitari del Medio Campidano delle trivellazioni. Buonasera, adesso un attimino come sistemiamo le immagini, vi spiegherò un pochino qual è la situazione generale che abbiamo qua nel Medio Campidano. Ovviamente è una situazione non delle più felici, non delle più serene, adesso vi dimostrerò il perché. Allora, adesso come parte la presentazione? Allora, ci sono degli studi a livello nazionale che sono stati sostenuti ovviamente dall'OMS, l'Organizzazione Nazionale Mondiale della Sanità, dall'Istituto Superiore della Sanità e dalla Università della Sapienza di Roma, che si rifanno sui siti di interesse nazionale. Questi siti di interesse nazionale, detti anche SIN, sono delle zone in Italia che sono state prese in considerazione riguardo, diciamo, il loro interesse messo in rapporto tra la qualità dell'ambiente, la salute e quindi la verifica di bonifica da attuare. Tra tutti questi siti risulta ovviamente anche la Sardegna. La Sardegna che viene presa in considerazione in particolare il Sulcis Inglesiente e Guspinese, ma anche altre zone. Ovviamente ricordiamo Portoscuso, ricordiamo il Medio Campidano. Noi abbiamo attualmente una fonderia di nuovo in funzione, abbiamo una zona dismessa industriale a Villa Cidro, abbiamo un'ex miniera d'oro di Furtei che ci ha lasciato un pandemonio, a dir poco, e gli studi epidemiologici che sono stati fatti, cosiddetto studio Sentieri, che prende in considerazione questi siti, vede la Sardegna come la regione più inquinata d'Italia. Abbiamo 445.000 ettari da bonificare. Ciò significa che abbiamo un'area vastissima che, se non è inutilizzabile, quasi, nel senso che sicuramente non è convenevole utilizzarla per agricoltura e similari. Questo significa che la Sardegna è già, diciamo, da considerarsi sotto l'aspetto impatto ambientale, per come la vedo io, in linea preventiva già, come una zona da escludere a ulteriori, diciamo, sfruttamenti che possono sottoporla a ulteriori inquinamenti. Allora, questa è un'immagine di Furtei, di quello che rimane della miniera d'oro famosa. Voi sapete che era stata, diciamo, presa di mira Furtei per poter ottenere dell'oro da parte di questa ditta di australiani, praticamente tramite, diciamo, con l'arsenico e altre sostanze altamente inquinanti, chimiche molto molto deleterie anche per la salute. Si otteneva pochissimo oro, quel poco oro se lo sono preso, sono tornati a casa loro e a noi è rimasto questo che voi vedete qua. Questi sono colori indicibili per qualsiasi falda e vi assicuro che attualmente in questa zona affiora un colorito del tutto innaturale nelle rocce, nel terreno, nelle acque, non è neanche da dire perché rimane un bacino a cui ci si deve, tra l'altro, da cui ci si deve tenere lontani, è scritto proprio con un cartello grande così, perché è inquinato totalmente. Qualche giorno fa è uscita la notizia che la Regione Sardegna stanziava 2,5 milioni di euro per la bonifica di Furtei, cosa che sembra positiva, nel senso lo è, perché sono soldi stanziati per una bonifica finalmente, però 2,5 milioni di euro a mio avviso servono soltanto a metterla leggermente in sicurezza, a fare un pochino di cemento intorno e poi chissà. Vediamo cosa succede. Ovviamente pagati da noi, perché se la Regione Sardegna li stanzia e se è vero l'assioma che la collettività è la Regione, siamo noi che paghiamo ancora una volta. Allora, arriviamo a una cosa molto importante che è stata fatta nel nostro territorio, in particolare proprio nel Medio Campidano con i malati SLA. Voi sapete che abbiamo attualmente il tasso di malati di sclerosi laterale amiotrofica più alta d'Italia. Solo nel Campidano abbiamo il triplo dei malati di tutta Italia.
La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia, brevemente vi dico che cos'è. Praticamente blocca gradatamente i motoneuroni periferici e centrali, portando all'immobilità totale l'individuo, addirittura blocco respiratorio e quindi non autosufficienza in nessun caso. Con un'associazione SLA di cui io faccio parte abbiamo fatto eseguire qualche anno fa delle analisi sui metalli pesanti per vedere, siccome in quel periodo si parlava spesso e volentieri del fatto che gli inquinanti potevano incidere sulla patologia SLA, abbiamo preso in considerazione di fare delle analisi sulle urine dei malati. Sono diversi malati, circa una decina, che si sono voluti sottoporre volontariamente a questo esame. Sono stati fatti sulle urine dei malati pre e post chelazione. Questo significa il chelante è una sostanza che viene iniettata via flebo, che serve a diciamo, portar via, chelare significa trascinar via dagli organi, i metalli pesanti. Ovviamente voi sapete che i metalli pesanti una volta che entrano nel nostro organismo non sono né biocompatibili né biodegradabili, ciò significa che il nostro organismo non li ritiene interni a sé, cioè li ritiene comunque un corpo estraneo e non sono biodegradabili nel senso che una volta che ce li hai non c'è Cristo che ve li porti via, possono solo tornare in circolo e quindi essere ritrovati in alte dosi magari più nelle urine, nel sangue e così via, e questa è la funzione che ha fatto in quel momento il chelante per poter eseguire questa indagine che è stata mandata negli Stati Uniti d'America in questo laboratorio dell'Illinois. Allora, abbiamo sicuramente le analisi, in questo caso di un paziente che tra l'altro a cui non è importato assolutamente l'anonimato, è il presidente dell'associazione che saluto perché sicuramente ci sta seguendo nella diretta. Lui tra l'altro ci teneva a dire che è molto vergognoso, e di questo ne avevamo parlato diverse settimane fa, tutto quello che sta avvenendo, perché al di là di tutto si negano delle verità importanti, notizie del genere vengono non tanto nascoste ma comunque tenute in un cassetto ed è importante invece che la gente sappia già qual è la situazione nostra, di modo che quando si parla di ambiente, di impatto ambientale, sappiamo già di che cosa stiamo parlando. Ambiente significa persone, significa natura. Noi siamo parte della natura e ciò significa che se siamo integrati in un ambiente inquinato, l'inquinamento fa parte di noi e questa ne è la dimostrazione più palese. Allora, vi dico che queste analisi, l'unica persona che le ha prese in considerazione attualmente è proprio la dottoressa Claudia Zuncheddu, che in Regione ha portato un'interrogazione su proprio queste precise analisi che sono state fatte, chiedendo una cosa molto importante, anzi ponendola non tanto come un dubbio quanto come una certezza. Quello che rimane preoccupante è non la presenza di un metallo pesante, ma la presenza di più metalli pesanti contemporaneamente, che rendono il livello di tossicità elevatissimo. Metalli pesanti, per intenderci in maniera breve, sono piombo, cadmio, nickel, cromo, ferro, tutto quello che noi possiamo immaginare, fino all'uranio in questo caso, l'alluminio, il mercurio. Allora, queste sono le analisi di uno dei pazienti, appunto, prima della cosiddetta provocazione tramite chelazione. Quindi i metalli, le urine, così come hanno i metalli in quel momento, senza che siano stati mobilitati dagli organi interni. Quello che troviamo, allora io vi posso dire ad esempio, in questo caso il cadmio, voi vedete che già in partenza ha dei livelli elevatissimi. Il punto di riferimento è 0,8, qua siamo già a 5,2. Guardate cadmio e guardate la linea che si ferma dove finisce il foglio. Ma potete vedere anche l'uranio sotto e potete vedere anche tutte le altre linee che vengono disposte, quindi alluminio già presente in alta quantità superiore, anziché 25,56. Possiamo vedere il bario anziché 7,21 e così via. Ma andiamo a vedere dopo che è stato fatto una bella flebo di chelante e che cosa ritroviamo dopo nell'organismo di queste persone, nelle loro urine precisamente. Ecco qua l'alluminio è passato da 25 a 5,90, se vi sembra un valore che noi possiamo considerare non attinente al posto in cui viviamo. Sicuramente a casa mia madre non mi fa il brodo di metalli pesanti, neanche a voi, quindi quello che troviamo qua è quello che noi ci becchiamo respirando, mangiando e tutto il contorno che ne viene vivendo in un determinato ambiente. Guardate l'alluminio, appunto, ripeto, da 25 a 5,90, ma possiamo vedere ovviamente anche il cadmio che aumenta da 0,8 a 27, ma abbiamo ovviamente il piombo da 2 a 200.
che ve lo raccomando, il piombo cosa combina? Il piombo è un tossico che può portare anche a morte, secondo di come viene ritrovato in alte quantità. La dottoressa Zunchedu, grazie a Dio, è un medico, sa benissimo di cosa stiamo parlando e le ha prese già in considerazione per conto suo. L'uranio da 0,3 a 0,4, che già è una bella cifra da ritenersi ritrovata. Qua ne abbiamo un'altra di un altro paziente. Nel pre si trova già altissima quantità di piombo. Questo paziente viveva vicino alla fonderia, lo sappiamo, la fonderia c'era piombo, non è una novità, non è nascosto a nessuno, da 2 a 25. Quindi questo già in partenza. Andando avanti troviamo che ovviamente il piombo da 2 a 7,30, da 2 a 7,30, ripeto, registratevi questa cosa perché sembra una fesseria, invece è importantissima. Dice qual è il nostro stato attuale e il perché stanno aumentando malattie. Ora io non dico che i metalli pesanti causano tutte le malattie, però sicuramente non fanno bene, sono tossici, quindi poniamoci un dubbio. Che cosa succede quando abbiamo un corpo che diventa inquinato come il suo ambiente? Questa è la domanda, non è andare a criticare la SLA, non è andare a trovare critiche o trovare soluzioni alle altre malattie, ma vedere che cosa sta succedendo realmente, perché ritengo che questi effetti ce li abbiamo anche noi, che siamo sani e non allettati, sicuramente nel nostro sangue, perché io vivo nello stesso posto dove vivono queste persone, dove vivete anche voi, è probabilmente così. Il cadmio è da 0,8 a 5,9, appunto abbiamo detto il piombo è un altro che ve lo raccomando. Andando ancora più avanti troviamo l'arsenico da 117 a 130 in un altro paziente prima della chelazione. Troviamo il cadmio da 1 a 4,3, il piombo da 2 a 6,3, sono i più presenti questi in genere, e così via. L'uranio si ritrova di nuovo da 0,4 a 0,2, prima, dopo, guardate dopo questa persona. Alluminio da 35 a 6,70, il cadmio da 1 a 52, il piombo da 2 a 2,70, ancora una volta una cifra perfetta che pare si ritrovi già in 2 persone contemporaneamente. Insomma, credo che qui ce ne sia d'avanzo per ritenere che quelli del laboratorio si siano spaventati, abbiano rimandato a noi indietro le analisi dicendo ma di cosa stiamo parlando, di persone o di robot? Perché guardate che cosa sono queste cose qua. Questa è l'ultima che vi propongo, guardate il bario. Prima di fare la chelazione già la persona ha in circolo, il bario passa da 7 a 3,50, cioè 7 è quello che dovrebbe essere, che già secondo me è tanto perché i metalli non dovrebbero esserci di principio, in natura non vengono disposti in tali quantità. 3,50 prima. Andiamo a vedere il piombo, già 17, da 2 che dovrebbe essere. E così via. Lo stagno da 9, 7,50 in partenza e così via. L'uranio, vabbè, è sempre a 0,4, tanto per non sbagliare. Andiamo al post. Alluminio da 25 a 3,60, il bario da 7 a 3.440. Ma ne vogliamo parlare di che cosa stiamo vedendo qua? Osservate bene. Non parliamo poi del cadmio da 0,8 a 37, il piombo da 2 a 7,10 e insomma, lo stagno lo voglio segnalare perché è una cifra allucinante, 2.450. Non sono soldi, è la nostra salute, che poi sono soldi, tra parentesi. Allora, un attimino una considerazione la voglio fare. Allora, la salute del nostro territorio siamo noi, nel senso che ovviamente le amministrazioni fanno quello che possono dire un no se sono ben informate, dicono sì qualche volta quando non sono informate o male informate o quando credono che si stia meglio dall'altra parte, però quello che sta succedendo è questo, la Sardegna attualmente è presa di mira da 100.000 progetti. Quelli che noi stiamo proponendo per il Medio Campidano sono quelli sulle trivellazioni, ma possiamo trovarne altri 100.000 che sono già stati fatti o che vorrebbero fare, e sono inceneritori, e sono fabbriche che vogliono riaprire sotto altre vesti o su quelle vesti, e ci sono tutta una serie di altre problematiche tipo convertire la cosiddetta biochimica, quindi che ne so, fare un campo sterminato di cardi, prendere e bruciarlo dentro quell'industria. Praticamente ci sta mancando la terra da sotto i piedi, nel senso che ce la stanno prendendo e facendone quello che più ritengono necessario a loro, perché a me non me ne è mai venuto niente da tutto quello che è stato fatto fino ad ora, nel senso che le bollette le pago carissime, nonostante ci siano fabbriche, industrie, belle e grosse, proprio a livello europeo, che producono ovviamente producono gli idrocarburi. Penso che ci dobbiamo un pochino riappropriare della nostra identità e con questo ho pensato oggi di proporre questa immagine. È la rievocazione che si è tenuta da poco a Salluri del Sabattalla. Sabattalla è, penso sappiate tutti, mi auguro, vabbè, lo dico comunque, la battaglia che è stata combattuta nel 1409 dai sardi, in particolare del Medio Campidano, esattamente a San Luri, nel cosiddetto Brunque Sabattalla, il luogo esatto dove si fa appunto questa rievocazione.
sanluresi, aragonesi, che ancora una volta ci sono i colonizzatori che vogliono venire, toglierci tutto quello che ci identifica, che ci rende un popolo verace, dico io, e farne un po' quello che gli pare. Questa è la rievocazione storica, che molti vedono come una sconfitta. Io ritengo, e questo da sempre, che sia emozionantissimo andarla a vedere, perché in quel momento, senza internet, senza cellulari, 20.000 persone si sono trovate in un solo posto, pronti a combattere per trovarsi veramente senza neanche la loro vita. Dicevo, 20.000 persone si sono trovate in un solo posto, disposti a perdere la vita, il che non è poco. Oggi invece non solo non combattiamo per la vita, ma anche gli ideali ci sfiorano più. Cioè non ce ne frega niente della nostra terra, del nostro paese, fin tanto neanche di noi stessi tra un po', perché comunque quando ci interessa il nostro territorio, di tutta la fauna, la flora, di tutto quello che c'è dentro un territorio, della nostra salute, che è volersi bene. Guardate, veramente ve lo dico con tutto il cuore, la salute è volersi bene. Oggi come oggi ci stanno proponendo, addirittura ho letto una notizia, di far pagare alle povere persone che si ammaleranno di cancro determinati farmaci, costano migliaia di euro. Quindi vi dico, salute, prevenzione significa tenervi i vostri soldi, tenetelo in considerazione. Sembra banale? Non lo è, perché in un momento di crisi come questo teniamo anche in considerazione che la salute è dispendio di denaro, è per la regione, è per la sanità, il sistema sanitario nazionale, è per noi che paghiamo già tasse, che andiamo a lavorare come schiavi e ci ritroviamo a dover pagare anche quello. Quindi cerchiamo di guardarlo. Vi propongo una situazione che invece è più moderna e che credo sia da tenere in considerazione, ed è questa. Questa immagine qualcuno forse la conosce, qualcun altro un po' meno. Appartiene al 1969, è la battaglia di Pratobello che si è tenuta a Orgosolo. Questa è una battaglia che è stata vinta, contrariamente a quanto si possa credere. I sardi vincono ancora negli ultimi 40 anni, 50 anni questa cosa. Non parliamo di 600 anni fa come Sabatalla, che è stata una battaglia fortissima. Prima di combattere Sabatalla, Eleonora d'Arborea è stata la prima donna nel Medioevo a proporre una serie di innovativissime leggi che erano più che democratiche, e vi assicuro che la Sardegna probabilmente era guardata con occhio di riguardo perché era tenuta così per le leggi super democratiche che aveva e il rispetto che c'era dell'ambiente. Basti pensare alle punizioni che venivano date ai piromani, che sicuramente, come si dice, tu bruci con questo, ti taglio proprio questo, vediamo se succede un'altra volta. Allora, Pratobello, scusate, ho messo in mezzo tante cose perché tante sono le cose che mi vengono in mente nel mentre che guardo certe altre immagini. Durante questa battaglia era una diciamo, rivoluzione civile, se vogliamo. Tutta la gente di Orgosolo, erano 5.000, ma sono praticamente andati più di 2.000 persone, si sono ritrovate il giorno prima, 18 giugno, nota bene anche la battaglia di San Luri è stata combattuta in giugno, sembra un mese prodigo proprio di battaglie. Il 18 giugno hanno deciso tutti insieme, in un'assemblea come questa, andiamo o non andiamo il giorno dopo a bloccare le servitù militari, perché lo saprete, chi sa la storia, nel 69 voleva essere proposta proprio la militarizzazione della zona di Pratobello. Loro cosa hanno fatto? Il 19 si sono trovati là e civilmente si sono proposti per opporsi alle forze militari. Hanno vinto e oggi Orgosolo non ha le servitù militari, che invece gliel'hanno mandate a Quirra, che sapete purtroppo in che condizione si trova. Anche lì, come dico, bisogna sempre, come si dice, credere in se stessi. A un ragazzo al tempo mi aveva tanto colpito, avevano chiesto questo. Forse un giornalista, non ricordo bene, ma voi siete in 2000, cosa sperate di fare? Ce la farete? Questo ragazzo ha risposto: ce la facciamo, che vuol dire siamo noi gli artefici del nostro destino, di quello che vogliamo, di quello in cui crediamo, perché nel momento in cui noi crediamo in qualcosa, questo verrà portato avanti, e sicuramente se siamo in tanti a crederci, non è uno, non è due, non è un comitato, non è due comitati, è la gente di quel posto che vuole questa cosa. Non mi dilungo oltre, adesso ovviamente lascerò la parola alla dottoressa Zunchedu che saprà dirci altro. Concludo con questa immagine che vi deve ricordare, far imprimere nella mente che cosa ci vuole per i vostri figli. I fiori sono colorati, le industrie, tutto quello che ci vogliono proporre, i nuovi progetti che chiamano di ricerca,
geotermico, ma che cosa ce ne facciamo noi in Sardegna quando produciamo tanta di quell'energia che accendiamo alberi di Natale per tutta Italia? Cosa ce ne facciamo? Proponiamo natura per i figli, cominciate a educarli da adesso, perché tanto, guardate, io ve lo dico francamente, le più grandi battaglie verranno combattute da ora in poi. Quindi educate bene i vostri figli al rispetto delle persone, della natura, di tutto quello che c'è intorno, perché è inutile che ci troviamo, mi è capitato di trovarmi a una conferenza dei servizi a Serramanna, si parlava di metano da una parte e dall'altra di terra cruda, dove c'era l'altra ragazza del nostro comitato Giorgia, e dico, che attinenza c'è tra la casa in terra cruda, che è una cosa sanissima, una cosa biologica, una cosa moderna, perché per me moderno è biologico, e parlare invece là di metano, proposta di metano, idrocarburi, cioè stiamo infangando le case in terra cruda. Quello che io dico è cerchiamo di essere, come si dice, veraci, ma dentro di noi, consapevoli, di crederci in una cosa che noi veramente vogliamo, ma sentiamola dentro. Da poco hanno proposto una legge in Sardegna per tagliare in anticipo l'uva dalle vendemmie, cioè praticamente prima di vendemmiare tagli l'uva acerba e ti pagano. Io dico una cosa, ma come si può far cadere a terra il frutto delle vite? Cioè a me fa pena pensarlo. Ma chi è quello che andrà a pensare questo? Sapete chi? Ci prendono per fame, perché ovviamente i soldi possono servire, quindi le persone giustamente possono cedere. Ecco, non cediamo i ricatti di lavoro, di soldi, di niente, andiamo dritti con le idee, perché sono le idee che salvano la gente. Grazie. Esatto. Passo la parola adesso ovviamente alla dottoressa Zuncheddu, consigliera regionale di Sardegna Libera, grande lottatrice, adesso avrà lei qualcosa da dirvi anche più precisamente sul profilo magari politico. No, grazie a tutti e grazie a Daniela che ha anticipato una serie di dati molto forti e molto importanti, e anche l'impegno del sindaco, che è stato un impegno assolutamente, c'è un messaggio importantissimo dato alla popolazione questa sera, che vuol dire che tutti dobbiamo mobilitarci per difendere il nostro territorio. È l'ultima risorsa che a noi sardi resta, cioè l'ambiente. E quindi dobbiamo riappropriarci del territorio e vigilare su di esso perché la smettano di continuare a fare tutti questi attentati. Io sono un medico ISDE prima che un consigliere regionale. Quindi tutti i dati forniti sul fronte della salute in Sardegna sono dati reali, sono dati fortemente allarmanti. Hanno fatto indagini, abbiamo fatto ricerche un po' in tutto il territorio, proprio da nord a sud, est a ovest, e c'è una tragedia di dimensioni sconfinate ovunque. I signori della Sara, giusto per raccontarcene una, dopo che hanno devastato il nostro ambiente per oltre 50 anni, perché hanno consumato il territorio, hanno fatto ammalare l'aria, hanno inquinato l'acqua di tutto il Golfo di Cagliari, non è solo un discorso che riguarda Sarroch, è Sarroch e dintorni, e i dintorni sono davvero molto ampi. Per cui questi signori adesso, visto che hanno già fatto di tutto di più, dopo aver incammerato fra l'altro fiumi di finanziamenti pubblici, adesso arrivano a sconvolgere il nostro sottosuolo. Noi non possiamo permettere una cosa del genere. Il fatto che la regione autonoma della Sardegna non sia a tutt'oggi dotata di un piano energetico è perché è funzionale. Serve che non ci sia, non ci deve essere, perché questo deve alimentare una situazione di Far West in Sardegna. Per cui noi dobbiamo già decidere in termini concreti cosa fare per passare da un sistema così tragico per noi sardi a un sistema assolutamente diverso, dove la nostra sovranità si faccia sentire. E il popolo è sovrano. Quando si dice ma intanto i comuni non decidono nulla perché decide la regione autonoma della Sardegna, non è mica vero. I comuni contano molto. Le cittadinanze contano molto, e l'ho detto in tante altre occasioni, il sindaco lo sa perché me l'ha già sentito dire altre volte, che il sindaco ad esempio è responsabile penalmente della salute ambientale delle popolazioni, quindi accidenti se conta molto, il sindaco è molto importante il suo ruolo, per cui dobbiamo solo impegnarci per frenare quello che si sta consumando, per cui il messaggio che io do è il passaggio dall'assemblea
all'occupazione della piazza, all'occupazione delle terre, se questo sarà necessario. E qui ci ricolleghiamo alla questione di Pratobello, perché hanno vinto? E certo, dicevi bene, hanno vinto perché c'è stata una mobilitazione popolare, per cui se noi siamo in sintonia e siamo instancabili, il fatto di essere qui in tanti stasera di sabato non è poco, è un gran bel segnale, per cui quello che devono capire nei livelli decisionali o dove pensano di poter decidere per un popolo, devono anche sapere che se noi siamo tutti d'accordo passeremo a occupare i territori prima che ce li devastino. Noi non possiamo permettere la devastazione dei territori. Fra l'altro stasera ho visto una bella sorpresa di 2 amici sardi emigrati vivono in zone terremotate in Emilia, e io sono stata a trovarli, mi hanno invitato per ben 2 volte e ho visto che cosa è successo e mi hanno raccontato, ma tutti, la gente raccontava di fenomeni sismici, strani, atipici, gente che conosceva il terremoto e tutte le dinamiche del terremoto, ma caso strano quello era caratterizzato da grandi esplosioni. Tutti raccontavano storie di esplosioni e anche nella cadenza che ha un terremoto naturale, che poi va a scemare, ha un ritmo naturale tutto suo. Questo era cioè le leggi se le dettava lui o lei, l'esplosione. E poi mi hanno detto esplosioni, perché esplosioni? Andiamo a vedere, pieno di trivelle. Quindi la storia della trivella non è che adesso dobbiamo sperimentare, è già sperimentata, solo che il dramma è che in Sardegna riescono a imporre ogni sorta di porcheria che fallisce fuori, ed è possibile qui da noi. Da un punto di vista politico, che cosa è successo? È successo di recente che in Consiglio regionale è stata discussa una mozione proprio per quanto riguarda le scelte energetiche, per arrivare alla conclusione che la maggior parte della classe politica è ancora ferma al carbone, mentre in tutto il mondo si dice frenare col carbone, perché comunque la produzione di CO2 è un dramma per tutto il pianeta, cioè, in Sardegna si va controcorrente, si arriva ancora a proporre il carbone. Ma non solo, problema metano, non è più tempo di metano, l'idea del metano è superata. A noi il metano ci sarebbe servito 20-30 anni fa, quando c'era la maledetta industria che comunque andava in qualche modo alimentata. Lo Stato italiano ci negava il metano, quindi con costi pazzeschi in tutte le regioni o nella maggior parte delle regioni d'Italia c'era il metano, da noi no. Da noi praticamente viene proposto con un ritardo di quasi mezzo secolo, in un momento in cui, attenzione, perché qui si è passati, anche lì c'è stato un passaggino un piuttosto ambiguo, e cioè dallo sfruttamento dell'energia fossile alle energie alternative. L'energia alternativa è stata sfruttata per molto tempo, è passata come se fosse un qualcosa di pulito, ma guarda caso dietro la trappola dell'energia alternativa c'erano le centrali nucleari. Dove volevano portarle? Le volevano portare da noi. Perché? Perché dietro il discorso delle centrali nucleari c'era l'importazione delle scorie radioattive, perché oggi il business più grosso, questo proprio più appetibile per i poteri forti, è l'importazione, il traffico delle scorie radioattive, che non sanno dove portarle perché non le vuole più nessuno. In America, ad esempio, hanno fatto grossi investimenti perché loro pensavano di trovare sistemi di sicurezza per conservare le scorie radioattive. Non ha funzionato, Obama ha gettato la spugna e ha rinunciato, però sono nel mercato. Chi le compra? Chi le vuole? Cioè, prendetele. Anzi, vi paghiamo per prendervele. Per cui in Sardegna cosa nasce? Nasce il traffico delle scorie radioattive, che caso strano, venendo a mancare un controllo nei porti, noi lo scopriamo occasionalmente, perché magari camion che arrivano, ad esempio, senza fare nomi, verso la Portovesme, si scopre che camion carichi di
isotopi radioattivi che stanno partendo lì per essere. Per cui quello che si sta prospettando per la nostra terra è un modello di sviluppo economico che non è sviluppo per noi. Infatti mi impressiona usare il termine sviluppo per noi, perché qui i modelli di sviluppo, quelli che ci hanno imposti in questo mezzo secolo, era sviluppo per gli altri, per noi è stata mortificazione e forte impoverimento. Per cui il fallimento della Saras l'abbiamo visto, abbiamo visto il fallimento del petrolchimico a Porto Torres, fallisce Ottana, fallisce tutto, e allora che cosa si propone? Si propone una sorta di prosecuzione di quei modelli di sviluppo che passano attraverso le operazioni che stanno imponendo assolutamente in tutto il territorio. Quindi passiamo dalle trivelle in tutto il Campidano, ad Arborea, passiamo alle discariche che svolti all'angolo e trovi la discarica. A Decimomannu per il momento siamo riusciti a bloccarne una che era terribile perché era nel centro di un santuario naturale di straordinaria bellezza e assolutamente a forte vocazione agricola. Stavano facendo, e chi questo? Mafie. La mafia avrebbe importato addirittura i fanghi radioattivi, i fanghi rossi. Per dire, quella è stata fermata perché comunque c'è stata una reazione popolare. Quello che sta succedendo in generale è questo, che tutto quello che non vogliono fuori lo stanno proponendo per la Sardegna e purtroppo la maggioranza della classe politica ci sta, perché non ragiona. Quando hanno deciso... Prego? No, vabbè, certo. Vabbè, lo sappiamo adesso. C'è questo. No. Per cui praticamente succede anche questo. Fra l'altro c'è una profonda ignoranza. Quando è stato discusso in Consiglio regionale della mozione sull'energia, ancora si optava per questi modelli obsoleti e lì abbiamo attaccato sul problema delle trivellazioni. E c'è stato anche, per dire, un consigliere del PD che si è staccato da tutto il contesto e andava controcorrente. Grazie al cielo, così non ero sola o quasi. Per cui dobbiamo assolutamente muoverci in questa direzione e dire assolutamente no. Sui siti SIN, questi siti di interesse nazionale ad altissimo inquinamento ambientale, e purtroppo la Sardegna è fra le prime o forse la prima vittima a livello italiano, cosa succede? Ad esempio è successo un altro scandalo che voglio dirvi per dare un'idea su come marciano le cose, e cioè che alla Maddalena, quel sito di interesse nazionale italiano, a un certo punto hanno detto, ma neanche per idea al governo italiano, noi ve lo scarichiamo. E l'hanno scaricato nel pieno silenzio generale, l'hanno scaricato sulla regione. Per cui la regione autonoma adesso deve farsi carico delle bonifiche della Maddalena, che vuol dire non ce la faremo mai. Quindi bisogna davvero vigilare. In Italia la Sardegna viene classificata come una delle regioni proprio in testa per aver fatto e per fare una differenziata intelligente. Quindi noi siamo di buona volontà, siamo assolutamente molto emancipati perché comprendiamo l'importanza di fare una differenziata seria, perché dalla differenziata nascono le materie prime. Quindi il discorso della legge rifiuti zero è reale, quella è un'impresa, perché facendo bene la differenziata noi riusciamo a fare la raccolta dell'alluminio, del vetro, della carta, di tutto quello che è materia prima pronta per essere trasformata, d'accordo? E invece dicono no, voi siete bravi, fatela, che poi noi vi portiamo via la materia prima. Per cui il prodotto della differenziata fatto in Sardegna parte, se ne va, per cui da noi si continua a produrre alluminio, fanghi rossi, quello che sta succedendo, eccetera, per arrivare alla produzione dell'alluminio, no? Ma l'alluminio che noi riusciamo a produrre con la raccolta differenziata ce lo portano via, quando invece noi quello potremmo lavorarlo.
e quindi alla raccolta differenziata si lega una delle soluzioni per il problema della disoccupazione. Quindi noi dobbiamo pensare anche a questo, cosa fare per superare la piaga della disoccupazione. È possibile, solo che l'industria che noi vogliamo è un'industria ecocompatibile e rigorosamente ecosostenibile. Tutto quello che va scelto, la scelta politica deve girare attorno alla salute del cittadino. Quando si segue questo indirizzo si sa assolutamente di non sbagliare, e invece questo non sta avvenendo. Tutte le scelte che si stanno facendo ancora, ad esempio per Ottana ripropongono il carbone. Non si può più andare in questa direzione, per cui noi ci troviamo di fronte a un disastro ambientale di dimensioni cosmiche di cui noi dobbiamo prendere atto come popolazione e studiare una serie di strategie perché la smettano. Noi non possiamo più vedere la nostra gente morire. 7-8 anni fa, nelle mie battaglie contro la Saras, perché è un mio vecchio amore la Saras, per cui attacco molto volentieri anche il progetto Eleonora Saras, perché Eleonora la chiamo Eleonora Saras, che di Eleonora ha ben poco. Ma 7-8 anni fa io denunciavo nelle assemblee di San Rocco che non è il dramma, erano sì i tumori, erano sì tutte le patologie croniche progressive che si stavano sviluppando, le allergie nei bambini, le bronchiti croniche, tanto che si fece uno studio fra i bambini di una certa percentuale di bambini di San Rocco e pari percentuale di bambini di un paese di montagna che è Burcei. A San Rocco emergeva un disastro di malattie, i bambini di Burcei erano perfettamente sani, quindi questa cosa la dice lunga. Col fatto che non c'era da denunciare solo questo, che era assolutamente un dato di fatto, ma si preannunciava un altro grosso rischio, e che erano le alterazioni genetiche, quindi le alterazioni a carico del DNA dei bambini, che vuol dire che il patrimonio genetico di questi bambini, che racchiudono le malattie, o perlomeno la forte predisposizione ad ammalare, per cui le future generazioni saranno generazioni molto fragili e che saranno potenzialmente portatrici di malattie, e allora sì che si potrebbe parlare di un popolo sardo ammalato, perché a noi dicono che il popolo sardo è geneticamente ammalato, che noi siamo predisposti ad ammalare di certe patologie. Daniela ha fatto quel quadro sulla SLA, è terribile. E cosa succede? Che qui in Sardegna si potrebbero fare le terapie chelanti, e sottoporre i nostri pazienti a un trattamento che è molto banale, che significa somministrare determinati farmaci che si legano ai metalli, vengono filtrati a livello renale ed eliminati con le urine, che vuol dire alleggerire il carico dei metalli nel paziente e aiutarlo, se non a guarire, a migliorare sì e a bloccare la patologia. La risposta è stata no, perché la terapia chelante è pericolosa. Hanno detto che è pericolosa la terapia chelante, benissimo. Quindi siamo veramente nel regno del paradosso. Per cui, siccome c'è tantissimo da dire, guardate, c'è 20 minuti, 2 minuti. Allora, stamattina, sì, perché poi con questi temi uno va sconfina. Io stamattina ho voluto dare uno sguardo al mio sito politico, dove io metto là dentro tutte le mie battaglie, tutte le azioni istituzionali nel territorio sono trasparenti e sono in questo sito. Quando ho visto che c'erano circa 900 azioni politiche scritte, documentate, eccetera, e che la percentuale più alta è la denuncia per gli assalti e le offese al nostro territorio, mi sono davvero impressionata.
Quello che dico, un'altra cosa bellissima che è emersa, è il fatto che ci siamo messi in contatto con delle realtà che, come la nostra, erano cittadini sardi che discutevano in sede istituzionale di questi problemi. Si sono collegati con noi ci siamo collegati con loro, che vuol dire che si sta creando una rete capillare nel nostro territorio che noi dobbiamo alimentare. Il problema non è solo Villacidro, ma il problema è Tossilo, il problema è Ottana, il problema è San Roque, il problema è Porto Torres, per cui non dobbiamo stancarci, quindi non perdiamo l'entusiasmo e ribadisco. Facciamo le operazioni istituzionali, Sindaco, come meglio possiamo ad ogni livello. Dopodiché noi ci facciamo sì le assemblee perché dobbiamo creare consapevolezza, ma poi ci restano le piazze e dobbiamo darci gli appuntamenti nelle piazze e poi, se cosa succede, occupiamo le terre. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Claudia Zunchedu che ha completato il quadro in maniera più che completa, più che degna. Adesso dovrebbe esserci l'intervento web di Paolo Piras, un esponente del comitato No al progetto Eleonora, che noi lo chiamiamo sempre comitato gemello, nel senso che loro stanno lottando per la stessa identica cosa, ovvero porsi alle trivellazioni nel loro territorio, che appunto è Arborea. Adesso dovrebbe esserci a breve il collegamento. Ricordiamo che ad Arborea, nell'Oristanese, tutti i sindaci si sono messi contro il progetto Eleonora, o meglio il progetto Sargas. Ciao Paolo. Sono in linea? Mi sentite? Sì, Paolo. Ok, ciao a tutti. Ciao Paolo. Ciao, io sono Paolo Piras, per chi non mi conosce sono un ragazzo di Arborea e faccio parte del comitato civico No al progetto Eleonora, che da praticamente 2 anni sta combattendo per bloccare l'arrivo delle trivelle della Saras per la ricerca del metano. Sono qua semplicemente per darvi un testimonianza, perché il quadro che è stato tracciato all'inizio di questa assemblea è abbastanza preoccupante. L'elenco di tutti i permessi di ricerca che sono attivi in Sardegna è veramente è allarmante, perché insomma ormai non c'è più una parte del territorio sardo in cui non arrivi una società che voglia o impiantare delle trivelle o impiantare un parco termodinamico o impiantare un parco fotovoltaico o un parco eolico. Insomma c'è solo da scegliere. Qualche giorno fa a Decimo Puzzu, se non sbaglio, forse l'altro ieri, la Saras stessa è andata a presentare il progetto per la ricerca di energia geotermica. È stata un'iniziativa nuova per loro, perché di solito non sono abituati a confrontarsi con i cittadini e a presentare i progetti al pubblico, a sentire le domande che i cittadini sardi gli vogliono porre. In questo mi permetto di dire che noi di Arborea abbiamo una bella fetta di un bel po' di importanza, nel senso che prima di scontrarsi con il territorio di Arborea, la Saras era abituata a fare un po' quello che voleva in Sardegna. Nessuno dal 62 fino a 2 anni fa si era mai permesso di dire no ai progetti della Saras, sia che fossero a San Rocco o in qualsiasi altra zona della Sardegna. Penso ad esempio ai parchi eolici. Noi ci siamo semplicemente posti le domande che voi tutti vi state ponendo lì a Villacidro, ma oltre che nel Medio Campidano penso anche a Cuglieri o nell'Anglona. Cioè, questi progetti sono compatibili con la nostra realtà. L'idea della Saras di sviluppare un nuovo tipo di industria pesante nel 2013 è un tipo di industria che è compatibile con il territorio sardo, con la nostra realtà, che è principalmente agricola e di allevamento, e ancora di più lo è nel caso di Arborea, ovviamente, che tutti voi conoscete. Noi
pensiamo di no, pensiamo che la strada che la Sardegna e tutti i sardi debbano intraprendere sia un'altra, sia quella di uno sviluppo sostenibile, ma soprattutto uno sviluppo che non viene imposto dall'esterno, uno sviluppo, un tipo di modello di sviluppo in cui i sardi devono essere i primi attori e soprattutto essere i primi beneficiari, perché non è più possibile continuare ad ospitare un tipo di industria pesante i cui benefici poi vanno sempre costantemente fuori dalla Sardegna, e a noi poi rimangono solo quei dati spaventosi che Daniela e la dottoressa Zunchedu hanno illustrato poco fa. Mi sentite ancora? Ok, no, niente, vi auguro veramente un buon lavoro, vi ringrazio e vi ringrazio soprattutto per l'impegno, perché anche se siamo ai primi di luglio è comunque importante, ho visto delle foto e la sala è bella piena, è importante seguire questi temi, è importante continuare a parlarne, è importante soprattutto condividere le informazioni, perché c'è ancora una grossa fetta di popolazione sarda che deve essere assolutamente informata su questi progetti. Grazie a tutti e ci vediamo presto. Come avete potuto sentire da lui, ma come sicuramente già sapevate, anche Arborea è attanagliata dalla Saras, vogliono a tutti i costi trivellare e loro si oppongono con tutte le forze con il famoso "ce la faremo", perché è la cosa più giusta da dirsi in questi casi. Allora, adesso ci sarebbe l'intervento dei comitati organizzatori. Allora, adesso ci sarebbe il comitato non mega centrale che ha chiesto un intervento con Laura. Laura è un geologo, adesso sicuramente avrà qualcosina da riferire in proposito. Invitiamo anche gli altri esponenti dei comitati organizzatori a avvicinarsi al palco. Saranno degli interventi brevi e in seguito preparatevi perché lasceremo spazio al dibattito e alle domande. Allora, buonasera a tutti, allora, io sono Laura Cadeddu, faccio parte del comitato non mega centrale. Qui effettivamente oggi io insieme al mio collega Gianni Mandis, che fa parte di un altro comitato di GONOS, avremmo dovuto preparare un intervento tecnico, diciamo, con un certo grado di approfondimento, quindi con anche un PowerPoint, eccetera, per insomma, mostrare veramente in che cosa significano queste ricerche geotermiche. Non solo, però diciamo che ci sono stati alcuni problemi logistici. Alla fine questo che faremo oggi è un intervento molto blando, volutamente non voglio, cioè almeno il mio punto di vista è questo, non voglio trattare tematiche superficialmente, perché effettivamente vanno approfondite, vanno dettagliate per dare proprio ai cittadini la comprensione di quello di cui si sta parlando. Cioè, dico anche che tutto quello che è stato detto più o meno ricalca comunque la realtà delle cose e dei fatti. In questa sede qui però mi preme, perché ho visto che si è dato spazio anche a questo aspetto, ma forse non in maniera forte o adeguata, cioè nel senso che è vero che i cittadini e i comitati sono nati perché comunque c'è un vuoto e un'assenza legislativa, l'assenza del piano regionale energetico, quindi non mi voglio ripetere perché sarebbe un sovrapporsi a ciò che è stato già detto, però c'è anche da dire che hanno una grande responsabilità gli amministratori, e non soltanto dal punto di vista politico, come sento più spesso dire in moltissime assemblee e via dicendo, ma anche da un punto di vista legislativo, perché praticamente la procedura di impatto di VIA, quindi di valutazione di impatto ambientale, a cui sono sottoposti questi progetti, significa una cosa ben precisa, significa che questi progetti hanno delle ricadute ambientali pesanti, perché altrimenti non sarebbero neanche sottoposte alla prima verifica di procedura, cosiddetta di screening. Invece anche tutta la geotermia, che fa parte del grande comparto delle risorse rinnovabili, è assoggettata a questa procedura. Ciò significa, possiamo anche pensare che non ci sia niente di disserio, che non ci siano ricadute, però dobbiamo anche pensare, se non c'è niente di problematico eccetera, perché mai questi progetti vengono inclusi all'interno di una procedura di VIA?
la stessa regione e quindi l'Unione Europea ritiene che ci siano degli impatti da valutare e questi progetti hanno bisogno proprio di un attento esame da questo punto di vista, perché ricadute sull'ambiente ce ne sono. E ovviamente quando si parla di ricaduta sull'ambiente significa poi ricaduta su noi cittadini che viviamo in questo ambiente, come ha illustrato perfettamente sia Daniela che la dottoressa Zonchedo. Sono due cose completamente interrelate e correlate. Allora, detto questo, voglio ribadire per l'ennesima volta, perché io in tutte le occasioni questa cosa continuerò a ripeterla fino a che mi sparirà il fiato, perché è una cosa a cui tengo molto, che gli amministratori durante questi 45 giorni, questi progetti sono stati presentati e pubblicati sul Buras il 27 di maggio, tutti i progetti sulla geotermia che ricoprono mezza Sardegna, non stiamo a elencarli, non è soltanto il Campidano, è tutta la fossa tettonica sarda, cioè da Cagliari sino al Golfo dell'Asinara, che è interessata da questi progetti. Allora, gli amministratori hanno l'obbligo, cioè gli viene quasi imposto per legge di informare la popolazione, cioè in questi 45 giorni tutti gli amministratori dei vari comuni avrebbero dovuto indire delle assemblee, convocare i cittadini e metterli al corrente di questi progetti, senza che i cittadini facessero nulla di niente. Invece il fatto di... Nelle procedure di VIA, che c'è anche la fase informativa, nello screening, sì, questa è la verità. Non è un'accusa, è semplicemente, certo, poi No, puoi intervenire. lasceremo spazio agli interventi. No, io faccio intervenire chi, cioè, a me non interessa, io sto esponendo quello che penso io e quello che io ritengo che sia corretto. Comunque, tra l'altro, non capisco perché uno debba cioè, prendersela così. Adesso io la pongo anche in altri termini. Come fa il cittadino a venire a conoscenza di questi progetti? Parliamoci chiaramente, poi lei risponderà a questa domanda. No, il cittadino deve saperlo nella fase di screening e qui non c'è santo che tenga, poi lei interverrà e dirà la sua. Non è così. Allora, nella fase di screening il cittadino deve essere interessato perché ha 45 giorni per fare le osservazioni a qualunque titolo. Io posso fare anche un'osservazione dove dico non voglio che lei entri qui con la mia trivella, semplicemente perché c'ho un filo d'erba e ci tengo. Come venga a saperlo che lì c'è un progetto? Ok? E io qua... No, un attimo, no, guarda, quello che sto dicendo io è molto più semplice. Un attimino, lasciate parlare, poi ognuno interviene ordinatamente qua. Un attimo, se no non si capisce né lei né voi. Interveniamo uno per volta, gradatamente qua, così ci capiamo tutti e ci rispondiamo bene. E ognuno potrà ribattere tranquillamente senza problemi. Quello che io dico è che la procedura prevede la pubblicazione sull'albo pretorio, ok? Allora, quanti cittadini vanno a guardare? Un attimo, lei l'ha fatto, infatti io non le sto dicendo che non l'ha fatto, l'avrà fatto. Quanti cittadini vanno a controllare l'albo pretorio o sanno che c'è questa possibilità di controllare sull'albo pretorio? Io penso nessuno, perché i cittadini non hanno questo grado di conoscenza di queste procedure, non sanno neanche che cos'è la geotermia, non sanno nulla di nulla, cioè questo ruolo qui spetta agli amministratori. Adesso qui non c'è bisogno che qualcuno se la pigli, dica no, questa è la realtà delle cose e io spero che a breve questa cosa venga regolamentata in maniera molto più stretta, perché nella strategia è già regolamentata, non sto dicendo il contrario, però ci saranno dei paletti molto più stretti, perché almeno un punto che io sono favorevole sulla strategia energetica nazionale, altri punti sarebbero discutibili, però del dibattito pubblico che verrà inserito obbligatoriamente prima di presentare qualsiasi cosa, bene, questa è una cosa che io vorrei che i cittadini si iniziassero ad abituare, a sapere che tra poco ci sarà di nuovo questa nuova possibilità che inseriranno diversamente, come succede diciamo nei paesi nord europei e non succede da noi. Però qui in Italia abbiamo comunque le nostre possibilità, quella che io sto dicendo qui è validissima come possibilità. Cioè, adesso noi siamo nella fase in cui tutti i cittadini qui presenti devono sapere che entro 45 giorni, adesso giorno più giorno meno, 14 luglio, il SAVI è ben felice di ricevere tutte le vostre osservazioni, tecniche o non tecniche. Queste osservazioni sono importantissime dal punto di vista procedurale, nel senso che la Regione in un modo o nell'altro deve tener conto delle osservazioni che riceverà e quindi valutarle e inserirle nell'istruttoria. Ora, capisco che questo non è un intervento geologico tecnico, anche questo fa parte comunque dell'intervento tecnico dal punto di vista geologico, proprio procedurale anche per gli impatti ambientali.
Quindi questo io lo dico perché comunque le norme questo dicono, poi si potrà discutere all'infinito, però questo è chiaro, cioè c'è poco da discutere. Passiamo avanti. Quindi detto questo, volevo informare i cittadini che siamo in questa fase e quindi ben venga che tutti quanti vi interessiate del vostro territorio, sappiate che terreni, dove avete i vostri terreni ad esempio, e quindi già pensare, qui probabilmente verranno a fare qualche ricerca, verranno a fare qualche tipo di indagine. Al momento abbiamo anche, io adesso sto mettendo un pochino di pezze nelle cose che ho sentito durante la serata e voglio aggiungere anche un'altra cosa. È giusto dire che i permessi di ricerca giustamente sono volti al fatto che comunque si pensa di trovare una determinata risorsa, perché altrimenti uno non butta soldi all'aria, ok? E quindi è chiaro che poi è finalizzata. Il fatto del pozzo che venga fatto esplorativo o meno è chiaro che verrà fatto, perché altrimenti la ricerca non avrà nessun risultato, perché capiamoci, tutte le ricerche non invasive, come venivano definite prima, sono ricerche preliminari. Se però poi non vengono tarate con un mezzo pratico, una trivella, qualcosa che va sottoterra e ci dice che cosa c'è, queste ricerche rimangono nell'aria, non servono a nulla, sono ipotesi. Quindi è chiaro che il permesso di ricerca deve concludersi con un pozzo esplorativo, un pozzo spia, chiamiamolo come vogliamo, comunque deve concludersi con qualcosa di pratico sul territorio, perché altrimenti la nostra ricerca non ci ha portato da nessuna parte. Quindi detto questo, per chiudere un altro tassello, voglio anche dire che è molto probabile che qui in questi territori non si stia cercando energia geotermica, questo è un di più, cioè l'energia geotermica la troveremo, però il fatto che vogliano scendere a 3 km di profondità o almeno 2 sta a significare comunque che l'energia geotermica che abbiamo a 1 chilometro di profondità non è sufficiente, infatti le isoterme siamo su massimo 80 gradi e niente. Ok, quindi gli serve una temperatura più elevata e quindi devono scendere al di sotto, quindi arriveremo forse anche ai 3 km, però in questi 3 km che andremo a esplorare e fare troveremo anche altre sostanze, altre cose interessanti dal punto di vista economico e allora lì si aprirà un altro ventaglio, altre possibili scelte. Continuiamo sul geotermico o ci buttiamo su qualcosa di più conveniente ed economico? Questa è una possibilità che lascia aperta la norma, non la sto dicendo io, è proprio scritta chiaramente, no? Quindi anche questo lo dobbiamo mettere in conto, perché se vogliamo andare con gli occhi aperti dobbiamo prepararci a tutto. Diciamo che adesso io potrei anche concludere qui e lasciare la parola al mio collega, perché effettivamente, ripeto, l'intervento tecnico, proprio per come è strutturato ad esempio anche il basamento sardo, molto blandamente ovviamente, niente di che, però spiegare come una trivellazione eccetera lo vogliamo fare, ma lo vogliamo fare in maniera insomma un po' approfondita, con delle immagini che aiutino veramente a capire di che cosa si sta parlando e così anche i cittadini possano acquisire, diciamo, una conoscenza maggiore su questi aspetti e farsi anche un'idea delle ricadute sul territorio, anche così visivamente uno può farsi delle riflessioni senza che nessuno vada a dirgli effettivamente cosa dovrebbe succedere. E quindi io, diciamo, per me oggi avrei concluso così questo intervento, quindi rimanderei... rimandato al Gonnos Fanatica a breve. Adesso do la parola al collega. Scusate, prego interventi brevi anche per lasciare spazio. Buonasera a tutti. Anch'io sono un geologo, faccio parte del comitato di Gonnos Fanatica, terra che ci appartiene, e rappresento qua tutti quanti. Insieme a Guspini abbiamo lavorato, abbiamo costituito il nostro comitato prima sul termodinamico, poi adesso ci stiamo cercando di difendere dal geotermico, se sarà geotermico. Io, a differenza della mia collega, pur confermando tutto quello che lei ha detto e condividendolo al 100%, resterò un po' più sul geologico. Voglio dire questo: una volta che un permesso di ricerca è partito, ci ho lavorato parecchie volte dentro i permessi di ricerca, il permesso di ricerca ha uno sviluppo tale da poter permettere alle multinazionali che ci lavorano dentro di poter scegliere più o meno quello che trovano nel territorio e quindi con semplici relazioni di conoscenza possono ottenere, non poi così tanto difficilmente, la ricerca di altri minerali che sicuramente in perforazioni di quel genere andranno ad intercettare, senza contare che trivellazioni di questo tipo così profonde, perché sicuramente saranno trivellazioni oltre i 2000 metri, si parla di arrivare anche a 3000,
si troveranno sicuramente delle sorprese che a volte noi geologi ci siamo resi conto di non poter contenere. Spesso da una trivellazione così profonda saltano fuori sorprese che si possono riversare sul suolo, soprattutto sulle falde acquifere. Io nel mio lavoro ho sempre lavorato sulle falde acquifere, so che sono una cosa molto delicata nel nostro territorio in particolare. Noi abbiamo dei bacini idrografici limitati perché siamo un'isola, abbiamo delle catene montuose limitate, quindi pensate questo, che le ricariche che arrivano da queste catene montuose, arrivando nella pianura del Campidano, sono ricariche limitate a quello che è il territorio. Se noi andiamo a considerare le ricariche che invece arrivano dagli Appennini e dalle Alpi, è ben diverso. Pertanto un utilizzo del geotermico che prevede consumi alti, molto alti di acqua qua in Sardegna è rischioso, cioè possono depauperarci le falde acquifere in maniera irreversibile, questo ve lo garantisco. Mi riservo di descrivere in maniera più tecnica e più dettagliata in un altro momento, perché stiamo facendo anche degli approfondimenti e degli studi con la collega, spiegarvi che cos'è una trivellazione di quel genere. Adesso non posso dilungarmi, anche se ne ho viste fino a 1500-1700 metri. Vi garantisco che è un cantiere che ha un certo tipo di impatto, che bisognerebbe fare di tutto affinché qua nella nostra pianura del Campidano, dove i territori hanno una vocazione prettamente agricola, agropastorale, turistica, bisognerebbe evitare che arrivassero. Tutti ci dicono a me a laurea che è assurdo che due geologi vadano verso quella corrente lì, cioè ci dicono che siamo due geologi matti. Molto spesso, sì, meno male, non siamo soli, però siamo pochi. Quindi voglio dire, noi cercheremo di sicuro di contrastare questi progetti, come abbiamo fatto per il termodinamico, adesso ci stiamo dando da fare per il geotermico. Esistono comunque delle leggi che poi anche voi conoscerete che proteggono il territorio e che però non si stanno attuando. Per esempio la legge 36 del 99 che dice che bisogna che ci sia una protezione delle zone di ricarica degli acquiferi. Ma pensando al geotermico, dov'è la protezione della ricarica degli acquiferi? Chi ha studiato per proteggere queste zone di ricarica, per vincolarle? Nessuno. Quindi sono progetti da tenere sotto controllo e possibilmente da non fare andare avanti, anche se purtroppo stanno camminando molto velocemente, alcuni dei quali sono già stati dati senza che la gente fosse stata a dovere informata, lo ribadisco. Per adesso concludo qua. Ricordo che ci sono convenzioni europee che garantiscono ai cittadini l'informazione, in particolare in materia ambientale. C'è una convenzione della Comunità Europea, la Convenzione di Aarhus del 2005, che garantisce ai cittadini proprio in materia ambientale di poter contribuire, se adeguatamente informati, sottolineo, a tutte le questioni in materia. Quindi noi cittadini dobbiamo anche riappropriarci un tantino dei nostri diritti. Adesso facciamo intervenire Massimiliano Boi. Scusa Massimiliano, perché non stravolgiamo l'ordine degli interventi. No, era soltanto un doveroso saluto e un ringraziamento per la partecipazione da parte di uno dei comitati, del comitato Non bruciamoci il futuro, nel senso dei rifiuti zero di Villa Cidro e di Progetto Comune come associazione politico-culturale, a cui seguirà adesso un altro intervento del gruppo consiliare. Altra politica. Ecco, noi una brevissima storia. Quando abbiamo saputo quando abbiamo visto la delibera di giunta inerente ai permessi di ricerca, siamo subito allertati, abbiamo anche mandato una richiesta di chiarimenti al sindaco e al consiglio, chiedendo appunto che si indicesse un'assemblea e che poi si discutesse pubblicamente anche di questo tema. E mi fa molto piacere appunto che almeno la Giunta abbia preso questa posizione netta. Ecco, ci rimane da dire che cosa fare adesso, ecco. Poi nel dibattito verrà fuori magari, però ecco, quello che ci chiediamo è va bene la fase informativa, chiediamoci anche tutti cosa dobbiamo fare, non dobbiamo essere noi a dire che cosa, però dobbiamo veramente agire. Il Comune agirà in un modo, ma anche noi dobbiamo agire perché questa posizione del no si rafforzi e abbia una certa efficacia.
non dico altro. Adesso facciamo Antonio vuole parlare intervenire- dopo. Prego. Aspetta un attimo, al momento è arrivato adesso Francesco Erbì della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Buonasera, mi scuso per il profondo, non breve ritardo. Credo che abbiamo fatto bene a fare un'iniziativa di questo tipo. Importante per le informazioni che possono essere date, importante per rassicurare le persone che comunque se ne discute, ed è importante far emergere quelle che sono le preoccupazioni maggiori che questo territorio ha. Ma è un territorio che non si ferma a Villacidro. Abbiamo sentito prima che tutta la Sardegna è interessata da interventi, io le definisco tra virgolette un po' strani. Insomma, in Sardegna si fa di tutto senza avere un progetto serio, vero, un progetto che ci interessi dal punto di vista di popolo. Quindi qualcuno decide, passa sopra le nostre teste, se è possibile evitare di incontrarsi con le norme che gestiscono, che dovrebbero gestire gli interventi nel territorio, è meglio farlo, lo facciamo attraverso accordi sottobanco tra il Presidente della Regione e settori vasti del Consiglio regionale, ciascuno insegue i propri interessi e questo non ci va bene. Ma io sono poi il Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, quindi un settore, la CIA, un'organizzazione che è la seconda in Italia per la rappresentanza del mondo dell'agricoltura e che ha sposato da tempo un'idea, se vogliamo, alternativa dello stare nelle campagne, e quindi del produrre, della gestione del territorio, delle produzioni che devono essere sostenibili, e anche qui c'è una grande discussione, sostenibili. Sostenibilità quale sostenibilità? Quella di mercato, quella di impresa, o quella che invece è più vicina a noi, cioè quella che il nostro territorio può davvero sopportare senza essere in qualche modo danneggiato per la prospettiva e per il futuro. E allora abbiamo aderito e siamo contro il termodinamico, siamo contro le trivellazioni d'arborea, siamo contro anche questo modo di cercare il geotermico, che probabilmente nasconde molte cose che a noi non c'è dato di conoscere. E allora noi, per principio, siamo contro tutte le cose che non conosciamo, se non ci viene data la possibilità di conoscerle. A dire il vero, come CIA non siamo poi così sprovveduti. Il nostro vicepresidente provinciale è un assistente dell'Università di Sassari, ha lavorato ai progetti, alle relazioni conoscitive che la stessa Saras ha affidato all'Università di Sassari, e quindi oggi sarebbe dovuto essere lui qui a raccontarvi un po' che cosa significano gli interventi che la Saras in qualche modo sta cercando di fare. Quindi siamo qui a rappresentare questa preoccupazione e a provare a raccontare una verità, cioè noi vogliamo un'agricoltura vera, vogliamo che sia pianificata l'energia che viene realizzata e cercata in Sardegna, vogliamo che l'energia che viene cercata in Sardegna e prodotta abbia una ricaduta per i sardi, per tutti, non solo per... Siamo contro le speculazioni e questo è fondamentale. Pensate che il termodinamico è una speculazione vera, no? Una società, una SRL che con 10.000 euro di capitale sociale pretende di portarsi a casa milioni di euro, spesso in gran parte anche derivanti dalla tassazione collettiva, quindi dalle nostre tasse. Quindi tutte queste questioni sono davvero di non poco conto. Bene, più discutiamo di queste questioni e meglio facciamo per noi e per il nostro futuro, per questo territorio. Quindi grazie per esserci a tutti, grazie per il lavoro che i comitati in tutta la Sardegna stanno facendo. Grazie.
Adesso lasceremo spazio al dibattito. Non so dove è Marcello. Comunque volevo passare la parola un attimo a Mauro, che voleva fare un'osservazione su quanto detto. Sì, un'osservazione doverosa, perché non vorrei che si ingenerassero equivoci. I comitati non sono contro le amministrazioni comunali, ma sono a fianco delle amministrazioni comunali. Quindi l'intervento della carissima amica di Guspini non era inteso in questo senso, come non è stato ben inteso il mio riferimento ad alcuni amministratori. Ovviamente io non conosco la situazione di Villa Cidro e sono ben lieto non solo che il sindaco è qua, ma nel modo con cui si è espresso, che è stato un modo chiaro, evidente. Quindi, diciamo, non è assolutamente il caso di sollevare una problematica che non c'è. Però, voglio dire, sicuramente la nostra forte opposizione, questo non c'è proprio niente da nascondere, nasce contro la Regione per i motivi che abbiamo esposto. Nel caso specifico della due cose. Nel caso specifico della valutazione di impatto ambientale è bene precisarlo, perché non a tutti probabilmente è nota la questione, e in questo caso a mio avviso si stanno commettendo delle irregolarità che i sindaci farebbero bene ad evidenziare. Allora, la valutazione di impatto ambientale è sostanzialmente l'unico strumento che ci è stato dato, peraltro per imposizione della Comunità Europea, in base al quale la ditta è costretta a comunicare, a manifestare i contenuti dei progetti pubblicamente e ad illustrarli, quindi il progetto nella sua interezza, e sostanzialmente e farlo non solo agli amministratori, ma anche alle popolazioni e agli stakeholders, ai portatori di interesse, affinché questi ultimi possano effettuare delle osservazioni che poi consentiranno all'amministrazione in fase decisionale di prendere le decisioni corrette. Questo è il problema. Ora, nel caso poi la valutazione di impatto ambientale si divide in due sostanzialmente tipi di valutazioni. Alcuni progetti possono, invece di essere alcuni devono essere assoggettati per le loro caratteristiche alla valutazione di impatto ambientale, e in questo caso si deve presentare un progetto definitivo, e quindi a questo punto ci troviamo di fronte alla reale natura del problema e lo possiamo esaminare nella sua completezza. In altri casi, dovrebbe essere il caso delle nostre ricerche, e non solo quella delle concessioni di sfruttamento, si tratterebbe in questo caso di assoggettarle a una procedura di screening, cioè a una valutazione di assoggettabilità, cioè la Regione dice: sulla base dei progetti che mi stai presentando io seguo sempre una procedura di comunicazione affinché, sempre attraverso le osservazioni, io poi possa prendere la decisione se assoggettarlo a VIA o rilasciare l'autorizzazione. Ora, in questo caso non si capisce per quale motivo la Regione sta assumendo delle decisioni in termini di conferenze di servizi, ricorrendo alla vecchia 241, un vecchio procedimento superato, e il che si risolve, come dire, in camera caritatis, si chiama i comuni e decide su questa cosa. Allora, in alcuni casi, ho visto in alcune delibere dell'assessore, l'assessore dice: sentito il SAVI, il quale ovviamente dice: secondo me non c'è granché da fare valutazioni, perché si devono fare delle indagini, l'abbiamo detto prima, quindi la questione non è così, perché è stato anche detto: se una ditta inizia a fare questo tipo di indagini, perché prelude a un'attività successiva, quindi quello dello sfruttamento. Quindi in ogni caso l'intero processo ha da essere assoggettato a VIA. La Regione se ne guarda bene, ma questo dell'assessore all'industria è un suo vecchio pallino, tant'è che ha detto che anche
per i progetti del termodinamico solare aveva in animo di fare una leggina ad hoc per evitarli, Vallermosa mi insegna, per evitare di passarli a valutazione di impatto ambientale, perché così si perdeva tempo. Questa è la sua visione del problema. Ora, questa è una situazione di gravità, perché la valutazione di impatto ambientale, il procedimento, non solo serve a valutare il progetto, ma quello che è importante serve a renderne edotta la popolazione che partecipa al procedimento. Questo è per rendervi chiaro l'intero. Quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione su 13 progetti di grande ambiguità. Che cosa sia questa ambiguità? No? È quanto, signor Sindaco, mi permette di evidenziarlo, alcune amministrazioni, non voglio dire colpevolmente, probabilmente per non aver preso coscienza veramente in tempi del progetto, mi sono preso la briga di citarvi una delibera del Comune di San Luri che è coinvolto in questo processo. La delibera, ora, io non so attualmente qual è la posizione del Comune di San Luri, che è contro, però vi voglio far vedere una cosa che lascia un attimino perplesso. La delibera è del 2008 e riguarda, leggo testualmente, intesa Regione Comune per ricerca idrocarburi liquidi e gassosi denominati GIA. Su questo c'è una grande ambiguità, perché la Saras inizialmente ha presentato un progetto di GIA per la ricerca di idrocarburi, poi ha detto che sostanzialmente forse gli idrocarburi non ci stavano e ha voluto dalla Regione una ricerca per un altro progetto di ricerca di geotermico e l'ha chiamato IGIA geotermico, il che già crea una grande ambiguità nelle questioni. Allora, 2008 il Consiglio Comunale delibera, no? Vista la richiesta, la devo leggere perché è importante, del assessorato, servizio, eccetera, eccetera, tendente ad ottenere espressione di intesa tra RAS e Comune circa la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati, stiamo parlando di ricerca di idrocarburi, situazione di Arborea per intenderci. Ecco, detto questo, no, delibera positivamente per la proposta della Regione. Ma la cosa più divertente è che all'interno di questo c'è una considerazione, e ve la leggo testualmente. Sentito il consigliere Tatti, il quale dichiara che il gruppo socialista esprimerà voto contrario, in quanto nella richiesta avanzata dalla Saras non risultano indicati, anche se via ai preliminari, i lavori da eseguire. La domanda è: ma su che cosa hanno deliberato questi signori? Questo è paradossale. No, ma ancora più paradossale, scusami Mauro, devo aggiungere una nota. È ancora più paradossale la cosa, perché dopo 2008-2013, 5 anni, il Comune è completamente contro. È stato il Comune stesso a chiamare il Comitato Eleonora, a starci vicini per la riuscita dell'Assemblea di San Luri e ci sostiene in tutto e per tutto. Mentre invece il gruppo socialista ha fatto una riunione da poco a Serramanna in cui è completamente a favore, quindi si è completamente capovolta la cosa. Allora, insomma, per intenderci, allora c'è sicuramente, non vogliamo colpevolizzare nessuno, perché quello che dice il sindaco di Villacidro è vero, gli amministratori comunali sono in una condizione di forte difficoltà perché il loro potere è molto minimizzato, però è anche vero, e questa è un'esortazione che se il sindaco non è il primo dei cittadini, ma il primo cittadino, cioè colui che si mette a capo della sua popolazione e, come è stato detto, fa prato bello sostanzialmente, cioè con la popolazione e con i comitati fa resistenza attiva a che queste decisioni vengano prese sulla pelle delle comunità. Non dico che vince la battaglia, come è stato detto prima, nella più ottimistica, e ritengo che sia, ma comunque fa una cosa che è sostanzialmente etica, fa il suo dovere di primo cittadino, indipendentemente dalle procedure, dalle leggi e da tutto il resto. Questa è
la mia proposta, quello che voglio sostenere. Grazie. Sì, adesso passiamo la parola a Massimiliano Boi di Nuraminis. No, devi accendere. Okay. Si sente? Ok, io vengo a Villa Cidro perché ci siamo incontrati con i ragazzi a Decimo Puzzo, siccome sto facendo un attimino, giusto per dirvi chi sono poi Massimiliano, vengo da Nuraminis, da un anno ho fatto il gruppo Movimento 5 Stelle, ma anche a parte quello è proprio per una responsabilità oggettiva. Io vi chiedo un attimino e vi dico, noi diciamo no a prescindere, tutto tempo perso. I ragazzi che hanno parlato prima, i geologi, sono dei ragazzi in gamba e potrebbero tranquillamente studiare il terreno, ma sopra il terreno, perché noi in Sardegna non siamo autonomi a livello alimentare, non abbiamo ancora capito che non viviamo di energia, noi su Depeu Papai non viviamo di corrente elettrica. I nostri nonni avevano il caminetto, accendevano il fuoco, facevano 10-12 figli, adesso qui non nascono figli, non si possono comprare case. Allora, se vogliamo far ripartire un attimino l'economia sarda, in primis dobbiamo riappropriarci del nostro territorio, delle nostre tradizioni e dobbiamo imparare a mangiare e capire che noi siamo quello che mangiamo. Noi oggi portiamo il sale dalla Spagna, le olive dal Marocco, l'olio dalla Turchia, addirittura a Salluri per fare la festa della favata hanno comprato le fave in Turchia, quando uno dice se sei doreso se papa fa, non hanno neanche più le fave, non abbiamo più grano, la pastorizia ha la fame, l'agricoltura sta morendo. Allora cerchiamo di capire chi siamo, qual è la nostra identità, qual è il nostro territorio. Noi siamo una terra meravigliosa, abbiamo il sole, abbiamo il mare. Non abbiamo pescherecci, Lampedusa che è piccolina così, è uno sputo nel mare, ha le più grandi imbarcazioni da pesca. Noi in Sardegna mangiamo le orate che arrivano dalla Grecia, che sono alimentate in acquacultura con i mangimi animali, quelli che avevano fatto ammalare le mucche, mucca pazza e balle varie, da qualche parte lo devi smaltire, lo butti a mare e lo dai alle orate. Allora, o capiamo che siamo sardi, siamo un popolo che proviene dal popolo sciardano, che non è mai stato vinto, ma sempre conquistato e deturpato. Adesso basta! Non perdiamo tempo, riprendiamoci la nostra identità perché siamo sardi e non dobbiamo essere tonti, perché questi sono abituati ad andare in Africa, a disboscare e a conquistare i territori. Siccome quando è arrivata la Saras, il signor Moratti ha regalato 2 calciatori al Cagliari, le ha fatto vincere lo scudetto, ha fatto l'Unione della Sardegna, ci hanno riempito di cacca, perché se vai a San Roque i pesci sono tutti a sapore di nafta, c'è una puzza che non si può. Tra l'altro, notizia che è da confermare, però la butto lì perché me l'hanno data, sembra che dietro la Saras, in un deposito dell'Agip, ci siano già delle scorie nucleari in bidoni e la popolazione non è stata avvisata. A Nuraminis, alla cementeria di San Mazzai, vogliono fare un termovalorizzatore per bruciare le gomme, hanno chiesto l'autorizzazione e invece hanno già i contratti con le aziende milanesi per smaltire tutti i prodotti pericolosi. Dunque, signori, il problema di Villa Cidro, il problema di Nuraminis, è il problema della Sardegna, è il problema nostro. E dobbiamo non aspettare che, giustamente, il sindaco, mi fa piacere che abbia capito immediatamente la cosa, però informiamo i cittadini e ribelliamoci a questa dittatura, perché questi vogliono sacrificare un popolo di 1,5 milioni per poter fare gli affari loro. Basta, a noi non ce ne viene nulla. E il lavoro lo creiamo. Perché se mandiamo avanti, tenete conto che 30 anni non hanno ancora risolto il problema della peste suina, che è una cazzata megagalattica, perché la regione continuava ogni anno a sborsare 6 milioni di euro. Abbiamo fatto 2 conti, su 12.000 maiali allo Stato Brado e 700 abbattuti, non si arriva a 3 milioni e 150.000 euro di valore commerciale e spendiamo 6 milioni di euro per fare che cosa? Per lasciare i maiali liberi. I maiali nascono in stalla, allora vogliamo allevare maiali, ci serve un comparto perché non esiste. Noi consumiamo 1,5 milioni di maialetti all'anno che arrivano dalla Germania, dall'Austria e vengono alimentati a supposte. Lo vogliamo capire? Non mangiamo più un pomodoro fatto qua, arriva la lattuga da fuori, Sesto non vende lattuga, arrivano le navi di lattuga. Allora, il posto di lavoro, non esiste che oggi il ragazzo è diplomato e laureato, i bracci sei mouse da sostenere. Se non puoi lavorare in fabbrica, se non puoi il posto di lavoro in fabbrica, lavori in agricoltura, portiamo la tecnologia all'agricoltura. Mica siamo in Islanda, termodinamico, acqua calda, in 40 gradi, ti siedi con sedere per terra ti bruci le natiche, ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Signor
non proseguo oltre perché sennò poi svalvolo, perché sono incavolato. Comunque volevo comunicare che il giorno 19 alle 18 a Nuramini si terrà un incontro con tutti i gruppi 5 Stelle della Sardegna e sono invitati anche i simpatizzanti, chi anche è contro, non importa, venite perché presenteremo il programma regionale, una bozza del programma regionale che poi dovrà essere arricchita e ci saranno dei ragazzi geologi lo stesso che daranno una piccola spiegazione di quali potevano essere i danni che ci avrebbero creato, perché io do già per definito che il popolo sardo non solo dirà no, ma se ci fanno incazzare gli smontiamo San Rock e ci mandiamo in Albania, basta! Grazie Giuseppe. C'è qualcuno che vuole fare delle domande? Poi dopo interverrà un attimo, un paio di domande facciamo, scusami. Devi scusare perché non abbiamo lasciato spazio alle domande e già la gente comincia ad alzarsi. La signora voleva fare una domanda. Vorrei richiedere, se possibile, però degli interventi flash, perché c'era anche il signore. Pensavo fosse una domanda. Due cose, perché io non sono una grande oratrice, però allora, siccome sono comunque una mamma preoccupata per quello che sta succedendo, e allora adesso abbiamo i mezzi per verificare quello che ci sta succedendo attorno, no? Quindi studiamo, quindi entriamo nel sito della regione, quindi abbiamo un riferimento di legge, approfondiamo, e quello io ho fatto. Allora, sono entrata nel sito della regione e ho visto la delibera che si cita in questo avviso della Tosco Geo, no? Devo mettermi gli occhiali perché non vedo. Allora, la delibera citata nell'avviso di rilascio di permesso di ricerca denominato Guspini, perché è l'unico che io ho visto, seppure Gonosfanadica è interessata dal progetto Guspini e dal progetto Villa Cidro. Io nell'albo pretorio del mio comune, ma forse mi è sfuggito, ho visto solo quello Guspini. Comunque me lo sono presa, me lo sono spulciata, sono andata e mi sono guardata nel sito della regione. Questa delibera è delibera di giunta regionale numero 3441 e mi sono letta la delibera e mi sono letta e controllata tutti gli allegati, che sono tantissimi, e lì sono esplicitati i metodi di presentazione di questi progetti, e quindi c'è che iter deve seguire un progetto di screening prima di andare al via. Ok, cosa ho scoperto? Ho scoperto che praticamente la ditta proponente pubblica sul Buras il suo progetto, quindi dopo che pubblica il Buras dà notizia, comunicazione a tutti i comuni interessati. Quindi noi tramite l'albo pretorio possiamo prendere visione di tutti gli allegati, ok? Allora quello io l'ho fatto nel rispetto però di quello che mi dicevano gli allegati a quella famosa delibera numero 3441 che è del 2012. Allora la prima cosa che mi sembra strano è che io abbia trovato un avviso che riguarda Guspini e quindi che interessa il mio comune, e non abbia trovato l'altro, quello Villa Cidro, perché? Allora, uno si chiama Guspini e interessa vari comuni, fra cui Gonnos, poi un altro si chiama Villa Cidro e anch'esso interessa Gonosfanadica. Ora, io mi sono messa il problema, io cittadina scrupolosa voglio presentare le osservazioni mie personali, perché comunque mi sono letta il progetto, ci sono alcune cose che non mi vanno. La prima cosa che non riesco a capire è perché se siamo in una fase di screening mi dicono che ho 60 giorni di tempo per fornire osservazioni. No, sono 45, non sono 60, questo già mi sta confondendo le idee. Allora, perché se ho 45 giorni per quanto riguarda il progetto Villa Cidro, ho già perso il treno, non posso fare le osservazioni perché il periodo è già passato. Allora, qui non si tratta di fare un'osservazione a un piano di lottizzazione o a un'opera di miglioramento fondiario dove si segue la 2266 dell'88. Qui ti dice chiaramente che tu hai 60 giorni di tempo da quando viene pubblicato per fare le osservazioni. Questo vuol dire che io purtroppo per il progetto Villa Cidro ho perso il treno, non posso presentare osservazioni. Sindaco, io mi auguro con tutto il cuore, per il bene che voglio al territorio, che voi invece come amministrazione abbiate già stilato le vostre osservazioni e che non le abbiate mandate all'assessorato regionale all'industria, come c'è scritto qua, ma che le mandiate al Savi, perché così, sì? Ok. Comunque, siccome c'è molta confusione, si dicono 60 giorni anziché 45,
Non si pubblicano agli albi pretori tutti i progetti che riguardano tutti i territori, nel senso che gli avvisi vanno pubblicati in ogni comune interessato. Quindi tutti i comuni devono presentare osservazioni per ogni singolo progetto, quindi Gonos Fanadiga lo presenterà per 2 progetti, Villa Cidro lo presenterà per 5 progetti. Ora, quello che io dico, e spero di sbagliarmi, che ogni progetto, ognuno di questi 7 progetti sono stati presentati in date diverse, perché io stasera ho scoperto che a Gonos Fanadiga il progetto Villa Cidro è stato pubblicato in aprile, il 9 aprile. Allora io dico, non hanno fatto come nel 2011 dove tutti i progetti sono stati pubblicati nel Buras, nel medesimo Buras. Un attimo solo. Ok. Allora, questi progetti, 4, tranne col pavillone se non sbaglio, sono stati pubblicati nel Buras il 20 di giugno e si parla di 60 giorni a partire dal 20 di giugno. Aspetta, però, Andate. calma, questo permesso è arrivato al comune di Gonos Fanadiga Sì, il sì, no, sono 27/5/2013. d'accordo con te, ti dico quello che è stato, che abbiamo letto nel Buras del 20 di giugno, vai anche a verificartelo, si parla di 60 giorni a partire dal 20 di giugno. Io sono preoccupata comunque, proprio perché pubblicano una cosa e invece è un'altra, perché qui in questo avviso del 27/5 c'è scritto avviso Buras Guspini allegato, e allora se questo stiamo dicendo il 27 di maggio, se è stato pubblicato sul Buras il 20 di giugno, allora cosa c'è pubblicato qua? Io sinceramente sono molto confusa, qualcuno mi dica che cosa sta succedendo, perché sinceramente io non lo capisco. La ringraziamo. Volevo dire giusto una cosina rispetto alla conferenza dei servizi. Alla conferenza dei servizi del 30 di maggio c'ero io con un consigliere provinciale, Andrea Mura, che è qui presente. Noi siamo andati, c'era la Saras, c'erano alcuni sindaci, eccetera, eccetera. La cosa che succede è che nel Buras, tra l'altro, si scrive a lettere cubitali che noi, dei comitati o comunque i portatori di interessi comuni, possono partecipare. L'accoglienza non è stata questa, perché comunque quando noi siamo arrivati ci volevano mandar via, siamo riusciti comunque a entrare perché i comitati hanno spinto, e questa è la forza appunto di quando siamo di più, e anche se siamo entrati non abbiamo potuto parlare, anche se poi io qualcosina l'ho detto uguale. E al di là di tutto è vero in ogni caso che succedono delle cose strane, mettono delle cose in più, delle cose le tolgono, cioè noi vogliamo saperle, perché non tutti frugano il Buras, detto chiaro e tondo, non tutti hanno le capacità di leggere in mezzo alle scartoffie, e quindi è giusto che veniamo informati, e con informazione si intende anche che sicuramente se le amministrazioni hanno la gentilezza e anzi fanno il favore di mettere a disposizione della popolazione, magari noi ci possiamo anche confrontare e fare davvero una democrazia partecipata. Grazie, buonasera a tutti e grazie innanzitutto ai comitati che hanno organizzato questa assemblea particolarmente partecipata. Allora, io chiaramente non ripeto quello che ha già detto, sono il vice sindaco di Villa Cidro, non ripeto quello che ha già detto il sindaco in merito alla posizione che assumerà il comune di Villa Cidro in merito ai progetti sulle ricerche geotermiche, perché come tutti voi, noi ci sentiamo in pratica espropriati da qualsiasi decisione e potere nei confronti del nostro territorio, perché di fatto questi signori arrivano nei nostri territori senza neppure bussare alla porta. Non che questo li avrebbe comunque agevolati, ma voglio dire, a noi ci arrivano progetti di ogni tipo e su ogni materia senza che noi ne sappiamo nulla. Noi abbiamo trovato nella mail certificata del nostro comune questo progetto, quindi senza che noi sapevamo nulla. Quindi questo è giusto per dire come si presentano questi signori che, oltre al fatto di venire qui a depredare il nostro territorio, sono anche arroganti nei modi di porsi. Però io voglio spiegare un po' e precisare alcune cose in merito alle cose che diceva la dottoressa geologa sulla questione delle osservazioni e dell'incontro pubblico, perché l'arroganza di questi signori è andata anche oltre, perché, come qualcuno accennava, questi tipi di progetti devono essere sottoposti almeno a procedura di verifica ambientale. Questi signori non si sono neppure degnati di fare questo tipo di procedura, ma hanno direttamente presentato
la richiesta di permesso di costruire seguendo semplicemente le procedure relative all'assessorato all'industria, che è quello che rilascia il permesso di costruire. Però la delibera o le delibere che sono state emanate se non ricordo male, il luglio o giugno scorso da parte della Regione, che integravano la procedura di valutazione ambientale e di screening ambientale, hanno messo, visto che si stavano prospettando questi scenari, hanno messo all'interno delle attività soggette a verifica e valutazione di impatto ambientale anche i permessi di ricerca di costruire. Arrivo a questo. Visto che questi signori hanno presentato queste proposte senza degnarsi di fare nessun tipo di verifica, di assoggettabilità a VIA, proprio la Regione Sardegna il 6 giugno ci scrive per conoscenza e scrive chiaramente alla società dove dice, ve lo riassumo per non tediarvi, che tutte queste tipo di attività devono essere soggette almeno a verifica di impatto ambientale, se non a valutazione di impatto ambientale laddove queste attività ricadano all'interno di aree sensibili. Qui non sto a indicarvi le aree sensibili perché più o meno tutti noi le conosciamo. Ciò significa che il permesso o comunque la fase, l'iter autorizzativo di fatto è sospeso, perché le due cose dovrebbero andare contemporaneamente. I 60 giorni che diceva la signora e che sono giusti, sono quei 60 giorni dove il comune si deve esprimere dal punto di vista urbanistico per i vincoli presenti nel proprio territorio, nell'area che queste società individuano per fare le ricerche di risorse geotermiche. Ora, il comune di Villacidro che sta preparando questa risposta è praticamente impossibile esprimere un parere, perché come hanno giustamente e bene proiettato chi mi ha preceduto, hanno individuato l'intero territorio di Villacidro. Voi capite bene che non è possibile esprimere un parere su una superficie così ampia, quindi chiaramente noi diremo che a questo punto è impossibile esprimere qualsiasi parere di tipo tecnico e chiaramente di fatto in questo senso la procedura viene stoppata, perché se non c'è un parere tecnico da parte di un'amministrazione comunale dal punto di vista urbanistico, com'è possibile far procedere l'istanza? Questo è l'aspetto saliente. Poi, entro i 60 giorni, deve essere convocato il Consiglio Comunale per poter esprimersi, il Consiglio Comunale, sull'intesa che riguarda l'assessorato all'industria, che è diverso dall'assessorato all'ambiente. Quindi, se dobbiamo spiegare... No, a prescindere, basta. Ma quello... Ma mi sembra, noi ci siamo, l'ho detto in premessa che il comune, però se dobbiamo, questa mi sembra che sia, sì però, scusa, se è un attimino, lasciatelo finire poi. Se un momento io l'ho detto dall'inizio che sono il primo, così come ha detto il sindaco, e lo ribadisco in questa assemblea, noi siamo contro a prescindere, lo dobbiamo dire. Mi sembra di essere stato chiaro, forse non mi spiego bene, se devo essere ancora più chiaro, ma sto però spiegando perché alcuni, mi è sembrato velatamente, e quindi c'è stato un piccolo battibecco, che l'amministrazione comunale di Villacidro stesse in qualche modo lasciando scorrere nel nulla o nel silenzio questa cosa. Questo mi dispiace, ma non lo posso accettare. Ecco perché forse ho reagito, e me ne scuso anche in maniera diciamo così, ineducata. Questo non è assolutamente vero, però è giusto che spieghiamo anche come sono le cose, perché cioè, i cittadini, come dite bene voi, e questa ne è un'occasione, è un momento per informarli. È un momento per informarli, quindi mi piace, e questo è il mio intervento, per poter spiegare ai cittadini cosa sta succedendo. Prego. Guardi, c'ho la comunicazione della regione, quindi non... Allora, se
è corretta la questione dei 60 giorni, no? Come è stata prospettata qui, allora sull'albo pretorio del comune di Villacidro, di Gonnos, questo vale per tutti i comuni, ci dovrebbe essere un altro avviso, l'avviso dei 45 giorni, perché ai cittadini interessa primariamente l'avviso dei 45 giorni, perché siamo in questa fase. Sul Buras, per gli interventi della geotermia, per tutti i permessi di ricerca che sono stati pubblicati sul Buras il 27 di maggio. Allora, quando avviene questo passaggio, poi nelle amministrazioni pubbliche, nell'albo pretorio, devono ripubblicare questo avviso per metterlo a conoscenza di tutti i cittadini. Quindi io mi sarei aspettata di vedere, ma anche Guspini ha sbagliato, non preoccupatevi, sono tutti comuni così, io non mi sono preoccupata, non è un'accusa, è per dire che ci sono... No, io ho detto dall'inizio, non è neanche un'accusa al comune di Villacidro, non c'entra niente, è una cosa generale, per dire che c'è un disordine che non aiuta né i cittadini, né i tecnici, né gli amministratori, non aiuta nessuno. Allora, la questione è questa, se addirittura fosse messa in questi termini, ci dovrebbe essere un altro avviso sul Buras che avvisa i cittadini che dei 45 giorni, con il tempo di scadenza, per dire a tutti quanti quanto tempo abbiamo per fare le nostre osservazioni. Questi sono endoprocedimenti, ok, sono vostri procedimenti interni. Io cittadino in questi 60 giorni non c'entro nulla. Quando poi passerà lo screening e supponiamo che lo sottopongano a via, allora ripartono i famosi 60 giorni dove anche noi cittadini riabbiamo la possibilità di partecipare con tutti gli enti istruttori, bla 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 bla. Però questa è una cosa ben diversa, quindi se ci fosse questo, io ho notato che c'era un equivoco alla base, una cosa assurda, perché c'erano i 45 giorni mentre tutti i comuni parlavano di 60 giorni, che c'era qualcosa che non andava, era evidente. Quindi se voi, scusate, mi confermate questa cosa, è anche peggio di quello che pensavo. Quindi i cittadini in effetti non hanno sull'albo pretorio l'avviso corretto della procedura, cioè non sanno assolutamente quando gli scadono i 45 giorni. Questo è solo per fare chiarezza. Nessuna critica, cioè niente di niente, perché lo capisco che c'è un bisogno. Cioè questo... Sì, questo fa capire come la procedura è talmente complessa, anche i nostri uffici sono... Cioè noi ci stiamo, anche noi assessori, sindaci, ci stiamo mettendo a studiare perché i tecnici comunali è un processo... Assolutamente, certo. Signora, abbiamo la sua stessa preoccupazione. Che io poi sono andata a ricercarmi e l'ho trovata in una biblioteca americana. Questo libro riguarda il Risorgimento italiano e si chiama Italia, Italia, Italia. Lì ho ritrovato questa poesia di mia nonna che praticamente è la storia della mamma dei fratelli Bandiera che va disperata, siccome non ha più notizie dei suoi figli, va a cercare i suoi figli in giro per il Lombardo-Veneto. Alla fine ne trova uno, lo trova morto, no? E poi subito appresso trova il fratello. E cosa dice? Dice... senza figli restiamo venete madri, ma non resti Venezia in man dei ladri. Ecco che cosa vuol dire, quando io non riuscivo a capire che cosa vuol dire sacrificare un figlio per la patria. Adesso noi abbiamo un attacco che è un attacco fortissimo, simile a quello della calata dei barbari, come dice la mia amica, è simile a tanti altri attacchi che abbiamo avuto nel corso della storia. Però adesso capisco qual è il valore di difendere la patria. Noi adesso dobbiamo difendere la Sardegna, perché è in atto veramente un mobbing ambientale. Io mi sento mobbizzata, io sono preoccupata, non posso vivere, non posso andare avanti pensando che mi fanno, ok, paleoliche, va bene paleoliche, da poco ne hanno approvato altre 15 in territorio di San Gavino e Villacidro, ok, non bastavano i 35 aerogeneratori dell'altra parte del Campidano, poi il termodinamico, poi le centrali eccetera, basta, è un attacco, io sono stanca. Grazie. Grazie anche al vice sindaco. Adesso quello che vi stiamo mostrando è il Buras pubblicato il 20 di giugno
Leggo solo il primo, che è il progetto Guspini, gli altri sono identici. Parla distanza della relativa ricerca. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque potrà prendere visione di detta documentazione presso gli uffici del servizio attività estrattive di recupero ambientale. Entro lo stesso termine, 60 giorni, chiunque intenda fornire osservazioni nonché elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti connessi all'intervento sottoposto al procedimento. Sì, questo no, io sto leggendo per capire insieme a noi. Qui parla di 60 giorni. Comunque, chiariremo. Massimo Cireddu, di responsabile regionale, giusto? No, quasi. Responsabile nazionale di Progress. Saluti a tutti, su saluto del Progress, che oggi ha di esti in noi, vinza con sa televisione cosa sua, e si punti che stendi da tutta Sardegna in internet, dunque questa non è scetti una occasione per la regione di Bidagidro, ma è un'occasione per chi da tutta Sardegna. Si punti che stendi vinza da Madrid, mi fantasciare, e dunque un saluto finza a tutti questo che si punti ascoltando da Domo in Soro. Questo che è a Pollina e Deo è questo. Oggi che stiamo a metà dei quali punti si interessano su questa Sardegna e quali non punti si interessano su questa Sardegna. Devo ma voglio dire questo, che questo interesse dell'Italia invece si ha fatto tutta questa rivelazione che si punti proponendo. Non è che punti bene di una cosa di anni poi non tenete altra cosa e vai. Tutte queste imprese che punti bene di Sasaras e tutti gli altri punti bene di noi, poi questo interesse in solo, questo interesse dell'Italia a bene di noi a fare rivelazioni, a cercare a gattare su geotermico, su gas o idrocarburi. E dunque questa domanda che si deve porre è questa: quali esti si interessa della Sardegna? Si interessa della Sardegna esti uguali a questo dell'Italia? Sa signora che qui stiamo prima di me di Naubenica sa patria, no? Però naturalmente tocca comprendere che tocca la scelta che è la patria nostra. E per me la patria nostra è la Sardegna, non è l'Italia. Perché l'Italia tiene tutto un altro interesse dei gusti dei sardi. Tiene interesse a gattare su gas in noi e magari a tornare a ben di energia che si produce in più in Italia grazie a su capo che hanno fatto de vago. Tiene interesse a non fare andare in avanti l'agricoltura e le altre attività che si fanno in Sardegna. E invece teniamo tutto altro interesse. Teniamo interesse a vivere in un luogo sano, teniamo interesse a vivere in un luogo limpio, dove possiamo fare le attività economiche nostre. Prima l'agricoltura, ma finza sul turismo, finza un artigianato e un'industria una cosa di anni che non inquina. E sicuramente non teniamo bisogno di scava in terra a rischiare di compromettere l'ambiente nostro, la salute nostra, poi vai energia che non si srevedi, poi oggi l'energia che si fa in Sardegna è metà di bruso di questa che si srevedi, poi le attività nostre. Dunque, basta scegliere questo, può comprendere che tocca da noi no a questo progetto, non un no a prescindere, come ti appunto prima, poi a prescindere è debole questa argomentazione, no a prescindere, no, è un no a regionale, è un no poi non si conviene, non poi a prescindere, è un no, poi è a regionale e si comprende che non si conviene a noi, non scetti in Bidagidro, ma in tutta la Sardegna, non si conviene di questa attività, poi non si srevedi, poi gli interessi di questa Sardegna punti altri e punti a questo di tenere un ambiente sano, un ambiente limpio, la salute della gente e un'economia che sia basata a pizzo di altre cose. Dunque, come io ho sempre fatto in ogni luogo quando andavo, quando sei, questo
de accompagnare e de cercare di dare una mano di aiuto ai comitato civico che ci vunti in varie biddas. Io penso che soprattutto ponendo in pari tutti i comitati che ci vunti, tutte le forze politiche che portano avanti queste questioni, esi mantovau a Pratobello e uso a torre a Binci vinza in noi. Grazie. Ringraziamo Massimo. Niente, una piccola considerazione. Io sono di Villacidro e questo paese secondo me meriterebbe di essere lasciato tale quale. Non a caso è interessato da più progetti contemporaneamente. Villacidro è un posto stupendo sotto il profilo ambientale e questo è innegabile. Penso che chiunque viene a farsi un giro per le montagne capisce di che cosa si tratta. Se i progetti ci stanno osservando è perché la Sardegna è ricca, altrimenti nessuno viene a prelevare oro dove non ce n'è. L'hanno già fatto, evitiamo di continuare a farlo fare. Passo la parola a Giuseppe Dettori, che viene appunto dall'Emilia e lui ci racconta in breve una piccola esperienza dove hanno già trivellato. Salve a tutti. Niente, non faccio altro che riportarvi l'esperienza di persone che hanno vissuto il dramma delle trivellazioni. Dico trivellazioni e dico dramma perché io abito a Parma, ho sentito le scosse, ma la mia casa è rimasta in piedi. Ho partecipato a movimenti d'aiuto, ho formato un gruppo abbastanza grosso, lo troverete Sardi Terremotati in Emilia, è un nome che non mi piace, non ho potuto cambiarlo perché i mi piace erano arrivati a un numero un po' troppo alto. Arrivato in questo cratere sismico, non immaginavo assolutamente che ci fosse dietro il terremoto, che ci fosse una ipotesi che le trivellazioni fossero la causa di questo dramma. L'ho solo imparato lì, ho ascoltato persone e porto semplicemente la loro certezza, la loro convinzione. Sono persone che prima che accadesse il 20 maggio dell'anno scorso, che accadesse questo drammatico evento, già avevano formato comitati no gas, perché sapevano che c'era qualcosa che non andava. Ma questo qualcosa che non andava era legato a delle cose che vivevano, a delle situazioni, a delle anomalie che vivevano. Hanno interpellato geologi, hanno interpellato esperti di ogni genere, hanno scoperto che c'era qualcosa di anomalo che poi hanno ricollegato dopo. E oggi questi segnali, da circa 2 o 3 mesi, questi segnali vengono presi in considerazione come l'ipotesi di un'eventuale altra scossa. Oggi sono talmente tante le scosse che avvengono in Italia che passa quasi così in sottordine. È una notizia preferibile magari al telegiornale dedicare un minuto per un prodotto chissà che cosa, o per il sedere o per il seno o una moto o una macchina, piuttosto che dare il nuovo dramma. Ancora oggi ci sono delle situazioni che fanno paura a queste persone. Si vivono dei boati sottoterra che non hanno precedenti. Si comincia a raccontare, si comincia a dire che il terremoto porta questo, porta il boato, c'è l'onda d'urto, oggi c'è questo movimento d'aria, ci sono tante ipotesi anche poi legate a questo, però hanno paura. C'è gente che ha paura che dovrebbe andare via da lì, vorrebbe andare via, ma non può più andare via, perché ha perso tutto quello che gli permetteva di andare via. Tutto. Ci sono delle situazioni devastanti. Poi quando vengo in Sardegna, un tempo con mia moglie venivo per
siti archeologici, grotte, per divertirci in altro modo. Oggi veniamo in concomitanza di assemblee. Devo convincerla piano piano e poi ce la faccio. Per quello, comunque sia, se in sala ci sono tutte le sedie occupate, che siano del Nord Sardegna, che siano sull'Oceano Sardegna, per me è una cosa bellissima. È una cosa nuova. Sta accadendo adesso. Io credo che bisogna comprendere, bisogna capire che cosa sta succedendo. Se in Sardegna questo tipo di intervento possa procurare dei danni così ingenti. Si parla d'Italia, si parla di trivellazioni. Per me fare di trivellazioni sono fracking, non esiste. Cioè, per me è questo. Ripeto, è tutto quello che la gente mi racconta. Però quello che mi dà in qualche modo, che mi permette di parlare di questo, perché non è così facile poi parlarne, non è così anche non pericoloso. Oggi c'è la magistratura di Modena ha un fascicolo aperto, Modena e Ferrara, per capire realmente cosa è successo. Io non penso che si muovano per niente. Ci sono dei pozzi che sono stati, è stato bloccato l'uso di questi pozzi, ci sarà una motivazione. È stato bloccato per un certo periodo di tempo le trivellazioni, sono bloccate, ci sarà una motivazione. Le motivazioni le danno, semplicemente perché c'è da indagare, da capire che cosa realmente se c'è un'associazione tra queste due cose. Per quello che veramente a me dispiace è che si parla, oggi parlo con un carissimo amico che è diventato amico lì. Quando parlo con lui parlo nella sua casa che non c'è più, in un terreno, poi da sardo non guardo le altre degli italiani, vedo la casa di Vittorio, ma intorno anche tutti gli italiani che sono lì hanno perso tutto. Vedo la sua, i mobili in una stalla, il figlio in un container, la moglie in una casa. Con Claudio Zuncheddu e Sardegna Libera abbiamo fatto dei giri, abbiamo passeggiato per giorni e giorni. Weekend libero andiamo, facciamo una passeggiata. Ma ogni volta abbiamo sentito cose differenti, ma che erano cose raccontate con paura in più. Ogni volta questa paura aumentava, questo terrore, e poi arriva la disperazione e poi la nullità. E nullità vuol dire anche arrivare al punto di dire basta, ma basta veramente. C'è proprio un'escalation, li vedete. Noi andiamo ogni domenica. Poco fa, mentre venivo qui, stavo parcheggiando su, non sapevo se strisce blu, strisce bianche, non capivo che com'è. Mentre stavo per scendere dalla macchina, mi ha chiamato il leader, ve lo giuro, non sapeva che stavo venendo qua. Mi ha chiamato il leader dei sardi terremotati in Emilia, Mario Secchi, per invitarmi stasera a mangiare qualcosa nel suo container. Se sei a Parma, vieni, fai un salto, Giuseppe. Ma proprio un attimo fa, credetemi, li ho sentiti prima di andare a San Luri, nella conferenza l'avete fatta 20 giorni fa. Li ho sentiti quei 3 giorni prima, pre-conferenza, perché ho raccolto delle interviste che poi non sono riuscito a proiettare, ma sono cose interessanti, sono gente che ha il coraggio di raccontare, che ha il coraggio di dire quello che sta vivendo, non ha più niente da perdere. Io mi rendo conto che qui, se qualcosa non accade nel nostro cortile, non facciamo niente. Anzi, forse vorremmo che nel cortile del vicino qualcosa accadesse, perché in parte, io sono orgoglioso di essere sardo, ma delle volte devo dire che abbiamo veramente delle peculiarità veramente allucinanti. Semplicemente vi chiedo intanto vi riporto i loro saluti, non voglio, ci serve da raccontare tantissimo,
posso dire, Claudia, tranquillamente, siamo entrati una volta in un campo, c'era una persona, un addetto ai lavori, che era appena arrivato e si è lasciato andare, era entrato lì da 2 o 3 ore, Claudia, e ci ha raccontato che cosa gli aveva detto la mamma, era una sua paziente, cosa gli ha raccontato il figlio 2 giorni prima che accadesse. È stata una cosa incredibile, che non voglio dire, però credetemi, è filmata, cioè, è l'impossibile. Io credo che se si comincia a fare qualcosa di questo genere in Sardegna non si torna più indietro. Ringraziamo Giuseppe per il suo intervento e ringraziamo anche il Comitato Sarriedu di Narbolia che ci sta seguendo in diretta. Non è potuto essere qua, ma è come se lo fosse. Adesso la parola a Raimondo Piras, che è stato uno dei pilastri di questa assemblea, che dici qualcosa. Sì, solitamente io lavoro dietro le quinte, anche se poi niente, volevo portare un attimo il saluto delle organizzazioni che rappresento, la Fondazione SOS Sardegna, che da anni nel suo piccolo si interessa di queste tematiche, laddove gli è possibile cerca di sollecitare anche una cittadinanza attiva, oltre che un suo impegno diretto. La testimonianza è il fatto che siamo stati insieme ad altri gruppi di Villa Cidro e non animatori di questo evento. Porto la testimonianza del comitato ABC Azione Bene Comune, che già dal 2009-2010 si era interessato fortemente del primo assalto, io lo chiamo assalto dell'eolico a Villa Cidro e dintorni, dove ci ha visti, ne testimonianza il decreto della Presidenza della Giunta di pochi giorni fa, ci ha visti anche citati in questo decreto come unico soggetto insieme all'Aeroclub di Villa Cidro, di cui anche questa è un'iniziativa di cui rappresento, che però è ferma, devo ringraziare l'amministrazione di Villa Cidro, è ferma da quasi 10 anni, non si capisce perché. Detto questo, voglio dare un messaggio alla cittadinanza per dire che se i cittadini si muovono, come siamo testimonianza noi nel nostro piccolo, possiamo essere anche determinanti nelle scelte. Vi dico solamente che in questo decreto, pur essendo stato autorizzato questi giorni la realizzazione del parco eolico a valle della zona industriale di Villa Cidro, denominato Figugneda e Company, il nostro intervento comunque ha determinato 2 cose. È stato ridimensionato da 30 a 14 torri eoliche il progetto, sono stati decretati una serie innumerevole di vincoli per quanto riguarda diciamo l'attenuazione dell'impatto ambientale e quant'altro. Mi dispiace che siamo stati gli unici, e non è stata sicuramente neanche l'amministrazione comunale di Villa Cidro, gli unici a aver formulato delle osservazioni scritte per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Questo ha determinato comunque che siamo stati comunque incisivi. Ecco, se forse insieme a noi ci fossero stati tanti altri cittadini, comitati, imprese, portatori di interessi, eccetera, a fare le loro giuste osservazioni pro o contro questo tipo di intervento, sicuramente forse avremmo avuto un risultato magari anche più favorevole per il bene del nostro territorio. Vi dico non soltanto anche un'altra cosa. La nostra azione nel 2009-2010 non è stata solamente dire no e articolando il no perché. Abbiamo fatto anche una controproposta tecnica che è depositata presso il Comune di Villa Cidro, dove abbiamo prospettato che se tanto si doveva fare dell'eolico e quante altre attività di produzione di energia, questo doveva
svilupparsi attraverso una public company, una municipalizzata o un qualche forma societaria simile, così come già si sta sviluppando in tanti altri paesi europei. Porto la testimonianza della municipalizzata di Copenaghen, dove 8.000 e più cittadini di Copenaghen sono azionisti per loro libera scelta del parco eolico che c'è nel porto di Copenaghen. Insomma, noi abbiamo presentato, e io anche in qualità di tecnico l'ho firmata anche per dargli una certificazione anche tecnica, una controproposta a quella che poteva essere questa iniziativa, dove naturalmente si teneva presente quella che poteva essere un fabbisogno energetico locale, ridimensionare le eventuali torri a un impatto ambientale che si fosse mitigato da tante altre azioni. Di tutto questo porto la testimonianza del fatto che comunque è una lettera morta lì depositata, però i cittadini devono saperlo, che l'amministrazione poteva anche assumere, visto anche questo dono gratuito che noi gli abbiamo fatto, poteva assumere anche delle azioni completamente diverse, da tacere, io dico furbescamente, a tutte queste cose qua, da una parte, e non prendere iniziativa di farsi portatore di sviluppare una progettualità completamente diversa. Scusate se ho articolato, sono andato un po' da una parte all'altra. Questo cosa vuole significare? Arriviamo ai giorni nostri, ad oggi. Noi adesso ci riuniamo, i rappresentanti dei comitati e chi altri ci vuole supportare, a proseguire questa assemblea adesso, questa serata, intorno a un piatto, tracciamo un po' le linee di quello che sono le azioni che intraprendiamo i prossimi giorni. Sono azioni di carattere amministrativo, potrebbero essere azioni di carattere legale, laddove la signora dice che siamo mobbizzati, allora facciamo anche un'azione di tutela anche da questa. Vediamo con anche dei legali, eccetera, se ci sono gli estremi di fare una class action o quant'altro. E poi abbiamo comunque l'arma di poter comunque scrivere. Io sono portatore della testimonianza che quello che abbiamo scritto noi nel nostro piccolo comunque ha determinato delle scelte. È stata una mezza vittoria, una mezza sconfitta, vediamola come vogliamo, però comunque è testimonianza del fatto che se i cittadini si incontrano, si mettono elaborare nel loro piccolo per quanto sono le loro competenze, comunque possono incidere in qualche maniera. Sì. 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 Mi dispiace che purtroppo nessun altro soggetto, portatore di interessi o singolo cittadino o chi altro abbia fatto le sue dovute osservazioni. Sì. Ok. Comunque, noi. Sì. Va bene. Io chiudo l'intervento così, appunto sollecitando tutti i cittadini che sono qui presenti e chi altri ci ascoltano nella diretta streaming, e poi che questo lavoro di video riprese verrà ripreso e divulgato a 360 gradi, perché diciamo l'iniziativa di fare la registrazione di oggi non voleva chiudere l'evento in queste 4 mura, voleva comunque darne massima diffusione. Passo la parola a Giordano e a Daniela per le chiusure dell'assemblea. Dobbiamo chiudere. Cos'è? Giuseppe brevemente vuole dire qualcosa? Brevissimo. Chiedo scusa anche a tutti i sardi terremotati in Emilia che mi hanno mandato proprio stamattina circa 120 firme ancora per il no progetto Eleonora. Se ci fosse qualcuno qui, se no delego. Ecco, se ci fosse anche questo. Sono 120 firme raccolte questi giorni, mentre 200 nella conferenza consegnata alcuni giorni fa. Penso che si debba fare molto anche questo in Sardegna. Scusate. Grazie.
Ringraziamo Giuseppe, non mancheremo di far avere le firme, penso che a breve le faremo partire anche noi perché tanto bisogna, diciamo, loro colpiscono da più fronti e noi rispondiamo da più fronti. Sì. Se ovviamente non ci sono domande, ma ormai è tardi per tutti, chiudiamo l'assemblea, chiudiamo con l'immagine del nostro comitato che racconta più di qualsiasi parola, un mare nero anziché un mare azzurro e una Sardegna con un cielo e con un sole che diventa un cerchio praticamente vuoto. Speriamo che questo, esatto, che questo possa cambiare. Ringraziamo tutti, anche le amministrazioni che sono dovute andare via prima e tutti i presenti. Divulgate, portate voce soprattutto agli scettici. Grazie.